1000 violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao bambina, ti voglio bene da morire. Ciao, ciao, bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao ciao bambina, questa bellissima canzone di Domenico Modugno, queste parole, chissà quanti genitori diranno in questo momento ciao ciao bambina, bambino. Oggi ho degli ospiti importantissimi, parleremo di questi genitori che non vedranno più i loro figli, una certezza della pena che non c'è, non le scuse ma neppure la solidarietà che arriva dalle istituzioni che dovrebbero essere molto vicine invece a questi genitori. Qualcuno dirà ma cosa possono fare? Almeno essere vicini. Basta una telefonata, un ascolto a volte per capire quanto dolore c'è in questi genitori. Ne parleremo questa mattina e veramente sono onorata di averla ospite con Barbara Vedelago, mamma di Davide Pavan, quel ragazzino ucciso, quel ragazzo ucciso da un poliziotto mentre era sulla strada, tutti e due. Queste scuse, questa solidarietà che questa mamma disperata per questo dolore immenso non riesce a darsi pace. È facile parlare, bisogna provare però per capire quanto dolore. Allora vi presento Barbara Vedelago, grazie Barbara di essere qui, grazie veramente per il coraggio di metterci la faccia nonostante questo dolore e questa tragedia. Saluto anche Valentina Belvisi, ambasciatrice dell'Associazione Sostegno degli Orfani di Femminicidio. Ciao Mirella. Ciao Valentina, Mirella, grazie anche a te di essere qui, veramente grazie. Soprattutto per capire che bisogna iniziare a parlarne. Qua col nostro silenzio mi non vo combatta, ma non mi si tocca a me, mi dispiace perché altri, ma mi cosa c'entro? No, no. Qui dobbiamo fare comunità, cercare di parlare, soprattutto ascoltare
e supportare questi famiglie, questi genitori, queste mamme. Sentirete quanto dolore Barbara, ma soprattutto anche la rabbia, ma è la rabbia anche di Valentina, questa rabbia che arriva perché non ci sono risposte. Ecco, si passano il cerino. Avete visto in Senato, qualcuno ha detto non è il caso di farsi vedere le poltrone vuote. No, noi dobbiamo anche vederle, poi si sono riempite, ma noi abbiamo visto anche quelle vuote e quelle vuote ci fanno veramente male quando sono temi così importanti. Poi si sono riempite e Cristo vorrei anche che non ci fossero riempite. Allora Barbara, raccontiamo, se hai piacere, se sei in grado, questa triste cosa che ti è capitata, che è la più grande cosa che tu avevi, che era tuo figlio. Prego Barbara. E niente, l'8 maggio del 2022, nel giorno della festa della mamma, ho ricevuto una telefonata. Stavo aspettando Davide che rientrasse e quando ho visto il nome sul display del telefono, mamma Lucrezia, ero già giù per le scale. Avevo capito che c'era qualcosa che non andava, anche perché lui era leggermente in ritardo, non mi aveva ancora scritto il messaggio parto, e che questo mi permetteva di calcolare 10-12 minuti il tragitto, no? E quindi ero già preoccupata e in effetti da là è iniziato l'incubo. Quel giorno là è iniziato un incubo, un inferno. Barbara, l'inferno che tu stai vivendo quotidianamente, perché i morti continuano, si fa molto poco a mio avviso di quello che si potrebbe anche fare. È facile passare il cerino e ognuno non ha colpa, ma la colpa sarà pur di qualcuno, sì, anche della società. Esatto. Della società che quando esci di casa si fa le proprie regole, ormai vige la legge del taglione, mi faccio le regole, mi difendo come voglio, questo non può andare bene. Cosa dici Barbara? Chi ruba una gallina per mangiare va in carcere, chi ammazza qualcuno, o in un modo o nell'altro, ha sempre l'escamotage, la legge lo permette, come nel caso nostro, il poliziotto, alla fine il giudice ha applicato tutte le leggi, quindi quando è alla fine i 3 anni e 6 mesi che poi vengono girati in altre pene, lui non si farà un giorno di carcere. 3 anni e 6 mesi per la morte di Davide, quanti anni aveva? 17. 17. Mancava un mese a 18 anni. Perciò pensate una vita davanti, una vita di sogni, di speranze, ecco, di programmi. Chi è che non programma cosa farò quando diventerò grande? Tante mamma aspettative, Barbara. No? Cosa farò mamma quando diventerò grande? Mamma, sarai vicino a me quando farò queste cose? Ecco, io vorrei sentire anche per riprendere, perché Barbara si riprenda, perché non è facile, credetemi, essere qui davanti alle telecamere e cercare di avere giustizia, cercare di gridare voglio giustizia. Valentina, tu cosa vuoi dire a mamma Barbara, perché anche tu un dolore grande, tu hai perso la mamma invece, ecco, cosa vuoi dire Barbara? Salve Barbara, Salve. Innanzitutto mi dispiace per suo figlio che era giovanissimo, una vita davanti, e la mia mamma invece aveva 50 anni, anche lei era giovane ed è purtroppo morta per mano di quello che era mio padre, insomma. E questo è successo il 15 gennaio del 2017. Ha preso pochi anni, ne ha presi 18. E quel giorno mi ricordo che quando andai in aula nella prima udienza del rito abbreviato, perché ovviamente chi sconta ovviamente è come se gli dassero un premio, io confesso, e quindi dopo già un terzo deve essere tolto, e già questa cosa secondo me non va bene. Ero convinta che prendesse almeno 30 anni, invece il giudice gli ha tolto anche l'aggravante della crudeltà e quindi gli ha dato 18 anni, adesso ne sono passati quasi 7, quindi immagino che tra sconti, buona condotta e tutto, penso proprio che non gli manchino pochi anni, insomma. Quello che mi sento di dire è che in entrambi i casi la giustizia comunque ci è andata contro, perché comunque più si è cattivi, più fai del male e più sembra che lo Stato, i giudici siano sempre a favore loro, anche per metterli fuori, no? Riabilitazione, lavoro, casa.
io butterei la chiave sinceramente e basta, e pagare quello che fanno. Io l'ho Cioè, detto anche ieri, Valentina, e non solo ieri. Ecco, quando uno toglie la vita a una persona che non ha nessuna colpa, che non ha fatto niente, che anzi indifesa a questo punto, Sì, vuoi sulla sì. strada, vuoi in Sulla casa, strada perché non sai o mai fuori dov'è casa. il nemico è dietro l'angolo ed è dappertutto, si dà l'ergastolo, punto. Vuoi curarlo, lo curi in prigione. Ieri gli ho detto all'avvocato Casteller, dobbiamo curarli, certo curateli in prigione, ma io non posso vedermi una persona fuori Il dopo problema 2 o 3 anni. è anche tra avvocati, il problema è anche tra avvocati e tra tutto quel mondo lì, perché comunque in un modo o nell'altro le giustificazioni le trovano lo stesso. Per me invece in questi casi non ci dovrebbe essere neanche una giustificazione. Hai fatto quello che hai fatto, di pagare, stop, per Ti quanto mi ringrazio riguarda. Valentina delle parole che dici per far capire che è ora che qualcuno si renda conto, specialmente a chi legifera, ecco perché abbiamo le Io leggi ma ho non abbiamo... pubblicato anche, Vai Valentina. ho pubblicato anche una foto che avevo trovato del discorso che facevi prima dell'aula del Senato, che era vuota, proprio per far capire che come facciamo ad andare a presentare i disegni di legge sulle donne e poi non c'è neanche nessuno che se ne occupa o che vota, e l'aula è vuota. Quindi davanti alle telecamere tutti belli, bravi, facciamo e dopo quando si devono incontrare è tutto vuoto. Per me questo è scandaloso, insomma. Fai bene a dirlo, anche perché come stavo spiegando abbiamo le leggi ma se non vengono applicate cosa facciamo? Allora è inutile, parliamo di prevenzione, sì ho capito, prevenzione nelle scuole, ma intanto quelli che fanno queste cose a queste persone che non ritorneranno più, che gli hanno detto per te la vita è finita perché non ritornano più, cosa facciamo? Diamo il tappeto rosso? Appunto. Non so io, andiamo a prenderli, li coccoliamo, gli troviamo il lavoro subito, i nostri non trovano lavoro, questi subito trovano lavoro, per carità c'è la rieducazione, ma fino a un certo momento. Qui stiamo parlando di persone che tolgono la vita a un'altra persona. E questa certezza della pena, Ecco, a mio quella è la avviso, i foto. genitori non la sentono. Cosa vuoi dire, Barbara? Io l'ho detto più volte, avrei voluto vedere se fosse stato il figlio di un politico o di un giudice, se le cose fossero andate in modo diverso. Questa è la foto, guarda Barbara, del Senato vuoto che Sì, qualcuno quella si è... che ho postato anch'io, sì, è questa. Ecco. Poi hanno detto che si è riempita, che non era giusta questa foto, questo è quello che è stato dichiarato, poi hanno invece legiferato bene, hanno tutti d'accordo, ma intanto questa è la foto che è arrivata. Vai a capire come al solito cosa è successo. Prego Barbara, scusami, ma era per far capire appunto, perché questa foto. Ripeto, avrei voluto vedere se fosse stato figlio di un giudice o di un politico, se le cose fossero andate in modo diverso, perché non è possibile. Non è possibile che uno parta da casa o comunque da qualsiasi luogo guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti. Non è un incidente, secondo me è dolo. È un omicidio doloso alla fine, perché comunque si è consapevoli che non va bene, non ci si può mettere alla guida, no? Se avete un poliziotto poi. Tra l'altro è un poliziotto anche. Mi è stato detto che la legge dice che perché è un poliziotto, una forza dell'ordine, non ci sono leggi che dicono che deve avere pena più superiore. È un uomo Poverino. comunque. Sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Innanzitutto mi associo al loro dolore e non è vero che il tempo passa e scancella tutto, no, perché più avanti che ti vai e più vedi il vuoto dei tuoi cari che mancano. Non è vero che il tempo aggiusta tutto, anzi c'è peso, perché più avanti che ti va e più ti ne accorgi di questo dolore grosso che ti va dentro di te. E solo te che ti avrà subito questo fatto, ti puoi capirlo. Noi potremmo essere vicini, col cuore, con tutto, ma il problema è suo. Bisogna aiutarle a trovare e a meditare. Perché chi che colpa sta gente viene qua? L'arma in mano e avete lo Stato, no? Che sarebbe? Che non c'è giustizia, no? Non ti puoi portare mia mamma o mio papà e dire ma sta un attimo, in campo 10 anni, 12 anni. Ma stiamo scherzando? Un po' ha detto che vai in supermercato, ruba 2 uovi o una roba da 3 anni e mezzo.
e delle robe allucinanti. Non si può andare avanti con la giustizia così. E non ti senti mai, è sempre la povera gente che casca su te robe, perché sono interessanti i politici, i generali, da tutto, dappertutto le robe è meglio che puoi dire. E gli altri popoli, due, sito, e anche se ti parli, ti denuncia perché ti dà offesa la gente, lì se fosse chi ne colpa un lavoro che va 10 anni dove va a dire era mai un colpo, vado in cerca di colparlo, perché ha capito, anche perché sono adesso, ma come ti puoi una mamma che aspetta a casa al figlio, e mi vuole a cammino di discorsi che è morta mia sorella sull'incidente, vabbè che andava a sciare, ma ancora adesso, la vita passata 50 anni, ma andiamo in cimitero e ha detto va bene, voglio dire, se manchi a Tindor, ma il problema dentro il figlio va sempre. E ora aiutare queste persone a trovare e a fare interna sua di loro, questo bisogna che trova. Non ha bisogno degli risarcimenti di robe, e ha bisogno di sentirsi protetti, di sentirsi a capire. E il problema più grande è questo, e la vita non è quella che mi fa vedere che tutto va bene, tutto, e purtroppo la vita ha tanti problemi, ma quando viene tolto la vita a una persona schifosa, ti meriti solo la morte. Perché in Italia abbiamo cavato via tutto, addirittura il va fuori per dire mai, il va a studiare. Ma come? Ma se io in comune devo mandare una carta, passa 4 o 5 mesi, e io li mai subito in ospedale, aiutarli, bisogna dargli una mano, ma una mano di bianco bisogna dargli. Comunque Mirella ti saluto le tue ospiti e io faccio tanti auguri che vi trova serenità. Ciao Mirella. Ah sì, a posto siamo. Adesso vi faccio vedere cosa è successo oltre a questa tragica perdita, cosa è successo a mamma Barbara. Andiamo a vedere spese pulizia strada. Andiamo a sentire. Io non dovevo ricevere quella fattura. Io, inteso come mia famiglia, non dovevamo ricevere la fattura che indicava il pagamento della pulizia della strada di un incidente che non ha causato mio figlio. 183 euro per rimuovere i rottami dello scooter del figlio e lavar via il sangue dall'asfalto alla famiglia di Davide Pavani, il 17enne morto l'8 maggio del 2022 a Paese, travolto dall'auto dell'agente di polizia 31enne Samuel Seno. È toccata anche questa beffa, come la definisce mamma Barbara Vedelago, vedersi recapitare il conto dopo che il loro figlio è stato falciato sulla strada da un automobilista che, in stato di ebbrezza, correndo troppo forte, ha invaso la corsia opposta. Il patteggiamento 4 giorni fa, 3 anni e mezzo la pena, come si fosse trattato, dicono Barbara e i suoi legali, gli avvocati Davide Favotto e Elisa Caldato, di un incidente qualsiasi, privo degli elementi di gravità che sono invece emersi. 16 mesi per sapere che non fa un giorno di carcere e non ha pagato niente. Alla fine lui non ha pagato niente. Ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta Barbara, che in tribunale ha incontrato faccia a faccia il poliziotto responsabile dell'incidente. Voleva chiedergli degli ultimi 5 minuti di vita di Davide, sapere, dice, se mio figlio là era da solo oppure no. Dal momento dell'impatto a quando sono arrivati i primi soccorritori, l'ha visto soltanto lui praticamente, e io avevo bisogno di sapere se Davide in qualche modo aveva fatto un rantolo, mosso una mano, piuttosto che... e solo lui poteva darmi la risposta. Com'è stato incontrarlo, signora? Devastante. Come ho già detto, da parte di entrambi sicuramente, per 2 motivi diversi, ma da entrambi. Il 31enne le ha chiesto scusa, non perdono. Per quello, dice la mamma di Davide, ci vorrà del tempo. Quando un giorno avrà la sua famiglia, i suoi figli, li amerà in modo incondizionato e guardandoli negli occhi saprà cosa forse in qualche modo può rendersi conto cosa può aver provocato alla mia famiglia, e allora a quel punto può suonarmi il campanello e io deciderò. Nessuno riporterà indietro Davide, prosegue Barbara, che si è fatta tatuare il nome del figlio sull'avambraccio con la scritta "La mia stella nel cuore". Quando è che se l'è fatta?
A Natale. Così ha Davide qui sempre con sé. Sotto la pelle è diverso, perché è con me, ma qua è sotto la pelle anche. Davide che sulla patta della moto aveva il numero 805, l'8 del 5, dice la mamma, la data della sua morte. Un destino feroce che questa famiglia cerca di affrontare con coraggio e Barbara spiega perché. Io a casa ho Nicola, L'altro figlio. sì, e ho il dovere di insegnargli come si affrontano le cose con il cuore e fino in fondo. Barbara, io non so se riesci a commentarti con questo dolore incredibile. Io vorrei avere la giuria, quella che ha deciso che fino là si può arrivare perché la legge prevede quello, ma quale legge? La legge che difende Barbara, la fattura è arrivata, la fattura, ma non sono i soldi, è il gesto. Cioè deve pagare la fattura per la strada perché la strada è stata ripulita. Ma vi rendete conto? Ma chi è che fa queste cose? Ma soprattutto poi quello che ho detto prima, il supporto delle istituzioni. Ma dov'è il supporto? Questi tagli di nastro dove non servono, allora ci sono tutti, grandi opere, tutti. Ma vicino a questi genitori ne vedete mai uno? Ma ne vedete mai uno? Qualche sindaco? Perché allora là devi avere la fortuna di avere un sindaco sensibile. Ma cosa vuoi dire, Barbara? Ecco, quando è arrivata sta fattura, col dolore che avevi dentro, cioè è proprio un dolore, una ferita che si riapre atrocemente ancora di più. Prego, Barbara. Questa fattura praticamente non è che mi sia arrivata a casa. Io quando ho avuto notizia che è stato dissequestrato il mezzo dovevo andarlo a prendere perché appunto era in custodia e quindi dopo si doveva pagare una quota giornaliera. Una tassa, quella che... Esatto, e che proprio i carabinieri mi avevano detto: signora, è meglio che si mobiliti il prima possibile, che dopo non si trovi anche a pagare appunto la quota del posto, insomma. Quando sono arrivata da questa ditta dove appunto teneva lo scooter, il signore che gestisce, probabilmente il proprietario, mi ha detto sì, prima di portare via lo scooter, che tanto comunque si mette su uno scatolone. Sì. Io sapevo benissimo dove che si metteva lo scooter, perché l'avevo visto quella sera. Però fa male sentirsi dire una cosa del genere, anche perché comunque stava parlando, io gliel'ho anche detto, ma sta parlando con la mamma di quel ragazzo che è morto sopra quello scooter. E lui mi ha detto, beh, bisogna pagare intanto questa fattura, ma di cosa si tratta? È della polizia della strada. Io ho detto, ma scusi, abbia pazienza. È stato appurato che Davide non ha nessuna colpa. No, ma non c'è il processo. Io gli ho detto, ma guardi che è da agosto che hanno finito le perizie e hanno dato la colpa completamente al poliziotto che l'ha investito. E comunque sia, cioè, io sono la mamma del ragazzo che è morto. Si rende conto con chi parla? E lui mi ha detto, siccome c'era anche mio marito, ma lei signora non continua a non capire, parlo con you in dialetto. E ha voluto parlare con mio marito e con me non ha più parlato. Valentina, come commenti? Ma ti rendi conto, ecco, la non sensibilità, per carità, lasciamo perdere il costo, ma tu hai la mamma di questo ragazzo che viene a ritirare a vedere questo scooter e tu te ne freghi di tutto e la prima cosa che ti interessa è questa fattura della polizia della strada che forse doveva chiedergli a qualcun altro, non sicuro a questa mamma, a questi genitori, ma guarda, siamo proprio fuori, ma siamo noi fuori, per questo ho detto che bisogna parlarne, siamo tutti noi fuori, perché ci mettiamo dentro tutti. Prego Valentina. Io la capisco perché quando ho affrontato il processo per mia mamma ho dovuto anch'io pagare i miei avvocati, insomma, dove pensavo che io in qualche modo fossi aiutata dallo Stato, pensavo che nel momento in cui in difficoltà rimasta sola, invece ho avuto anche quel bel regalo, no? Di pagare gli avvocati per affrontare i processi, quindi io la capisco benissimo, non è giusto e
e siamo sempre noi alla fine che ci danno i colpi finali. Ma le istituzioni, Valentina, ecco, queste istituzioni... La che- signora spero che non l'abbia pagata. No, l'ho pagata. L'ha pagata? E non mi è neanche stata rimborsata. Non ho ancora capito perché, cosa, perché dopo tutto vanno in un caglierone e perché tanto comunque ti hanno dato quei 100-200 mila euro per la mancanza di tuo figlio, tutto compensa, ma non è quello. Il gesto? Il gesto. No, il gesto. Il gesto, perché comunque le spese vive hanno un valore diverso del risarcimento morale, che poi comunque non ci sono cifre. Non ci sono cifre perché tanto Davide, e comunque dico sempre anche il discorso della pena. Io sto dicendo tutto questo, anche se avesse preso l'ergastolo quel ragazzo, a me comunque non portava indietro Davide. Non è che io mi accanisco contro Samuel Seno, no, ma contro la situazione che non funziona, cioè perché se ci sono delle pene esemplari, comunque uno prima di mettersi in guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti, comunque che non sei a posto, ci penserà 2 volte. Quando vedono andare in carcere e 1, e 2, e 3, ma si metteranno a destra di questa strada piuttosto di guidare chi non sono a posto, oppure fanno guidare chi non ha bevuto o chi non è a posto, o chiamano un taxi e dividono la spesa. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone, ciao! Va bene ragazzi, saluto i tuoi ospiti. Allora, come vedi Mirella, questo paese non è un paese normale. Cioè, questi comportamenti, capisci subito che questo paese non è un paese normale, non è un paese che si occupa dei cittadini, dei problemi della gente. Perché adesso vediamo, questo ministro che è sceso dal treno in una stazione perché il treno era in ritardo. Allora lo scandalo è che questo ministro è sceso in un'altra stazione perché il treno era in ritardo. Ma lo scandalo dovrebbe essere che il treno era in ritardo. Ma è mai possibile che in questo paese lo scandalo è sempre, si parla sempre di politici e di politica e di beghe fra i politici e non si parla dei problemi di questo paese? Allora qui c'è un Frecciarossa che faceva, non so, 2 ore di ritardo. Ma questo dovrebbe essere nelle prime pagine dei giornali. Eppure no. Questo non viene considerato. Non viene considerato che c'è della gente che prende un treno che costa il doppio dei treni normali per arrivare puntuale, per arrivare in tempo, per fare le sue cose, e invece no. C'è un treno che arriva 2 ore di ritardo e tutta quella gente che si è pagato il biglietto, che si è prenotato e che dopo perde tutte le coincidenze, perde gli aerei, perde tutto, tutti i problemi di quella gente che è nel treno che perde 2 ore di ritardo. Quei problemi là non sono considerati. Cioè, questo giornalismo non parla dei problemi degli italiani. Dovrebbe essere ora che il giornalismo la smetta di parlare di quello che ha detto Meloni e di quello che ha detto Renzi e di quello che ha detto questo, e che parli dei problemi degli italiani. Che abbiamo le scuole che non hanno gli insegnanti di sostegno e i giornali non dicono niente. Non è possibile questa cosa. Non è un paese normale. E colpa è anche della stampa, che si occupa sempre della stessa politica maledetta, che non combina niente e non parlano mai, mai, mai dei problemi degli italiani. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone. Questo paese, chissà se qualcuno vuole bene a questo paese, alla società tutta, ma io ho molti dubbi ultimamente. Allora andiamo a vedere anche questa associazione, questo video è della Orfani Femminicidio. Andiamo a vedere.
Valentina, intanto faccio i complimenti perché sono associazioni importanti, associazioni che cercano di essere di supporto anche a altri. Quello che però mi rammarica, e ne parlavo con Barbara prima, vediamo se sei d'accordo, è che non basta. Noi abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni che si muovano, che facciano qualcosa. Tu le hai sentite e hai anche un'associazione importante. Hai mai sentito la solitudine proprio di quelli che ti dovevano invece star vicino, che sono le istituzioni? Ho dovuto pagarmi gli avvocati, ma se uno non ha i soldi cosa fa? Ma cosa fa se uno non ha i soldi per pagarsi gli avvocati? Che poi c'è avvocato e avvocato, come dice Valentina, Sì. mica così semplice il discorso ho l'avvocato, calma, ma delle volte non ne basta neanche uno. E come fai se non hai niente? Ma la legge prevede che tu sia protetta in ugual misura. Ma vorrei proprio capirla questa, se la legge è proprio uguale per tutti. Prego Valentina, e complimenti ancora, tu sei ambasciatrice Grazie. di questa associazione, Sì. prego. Sì, e io sono ambasciatrice di questa associazione, ho conosciuto Roberta un paio d'anni fa ed è stato il mio più grande sostegno, perché dopo lei mi ha aiutato in questo percorso, cercando di trasformare il dolore e l'odio che non è che svaniranno mai, però facendo qualcosa di utile, no? Per altre donne, anche per i bambini che abbiamo in associazione, che sono anche più piccoli, hanno 2 anni, potrebbero essere anche figli miei, che io ne ho uno piccolo di 4 anni. Tornando indietro, io non solo ho pagato gli avvocati, ma ho dovuto affrontare anche altre situazioni, ad esempio quando mi hanno dissequestrato dopo un mese l'appartamento dei miei genitori. Io immaginavo che non lo trovavo ordinato come l'avevo lasciato io prima che tornassero i miei genitori da Pantelleria, ma neanche che me lo lasciassero in quelle condizioni. Insomma, per dirla tutta, ho dovuto io mettere tutto a posto e pulire, quindi ti lascio immaginare cosa ho trovato dopo quel giorno, insomma, oltre l'odore, il chiuso, tutto in mezzo, però soprattutto in quel momento ho capito bene cosa era successo a mia mamma, anche perché poi ho dovuto pulire tutto, quindi anche la parte umana manca. Questo è successo a me, ma potrebbe succedere anche a qualcun altro. Le case non si ridanno in mano alla figlia che ha perso la madre in questo modo, in quelle condizioni. Non dico che devono rimetterti la casa a posto, ma almeno mandare una squadra al posto tuo che poteva pulire, perché ti dico la verità, non è stato per niente un bel vedere, anche perché ho capito tutto in quel momento. Quando sono entrata io non avevo pianto, cioè mi ero tanto tenuto tutto dentro, ma in quel momento non ti dico che pianto che avevo fatto, anche perché dopo realizzi a 360 gradi tutto quello che era successo. In un attimo vedi tutto quello che è successo, quello che non volevi vedere, che non avresti mai voluto vedere. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao, saluto le tue ospiti, in particolare la signora che ha perso quel figlio. Capisco il suo immenso dolore, unito anche alla umiliazione della multa che ha dovuto pagare. Ma se questo può essere di conforto, secondo me, lei deve pensare, signora, che ci sono delle istituzioni che sono dei pazzi, ma veramente pazzi, che hanno perso la ragione, capisce? Hanno perso la ragione. E perciò lei fa bene a continuare la sua battaglia, sperando che queste istituzioni abbiano un lume di ragione, capisce, che cambino, insomma, no? E lei d'altra parte per suo figlio ha fatto tutto il possibile, diciamo, no? Per onorare la sua memoria, eccetera. Però deve pensare se questo le può dare un po' di conforto al suo dolore immenso,
deve pensare che sono dei pazzi, le istituzioni hanno perso la ragione, ma non da adesso, da sempre praticamente. Sono pazzi, veramente pazzi, però questi pazzi provocano un dolore immenso nelle tragedie come la sua e come molte altre. Perciò deve essere forte e deve battersi ancora e noi tutti le siamo vicini e comprendiamo il suo dolore e la sua umiliazione immensa. Grazie e la saluto. Tanti auguri. Grazie Livio, vicinanza anche a Valentina, questa donna che ha spiegato molto bene ecco cosa succede il dopo. Il dopo è peggio del prima. È là il problema che qualcuno non capisce. Guardate che il dopo è terribile, perché al momento hai una confusione che non riesci a realizzare veramente quello che è successo, ma è il dopo, queste notti insonni, queste mattine quando ti svegli, se dormi un quarto d'ora è già tanto e sai che quella porta non si aprirà più e non vedrai più i tuoi cari, è una roba devastante questa. E il dopo, chi è che c'è dopo il dopo? Continuiamo con le panchine, ma il dopo panchina che non c'è. Che me ne frega se guardo la panchina e mi ricordo se dopo non ho il supporto o la certezza della pena che merito, la sicurezza di veramente essere stata capita. È questo il dopo che io voglio parlarne. Cosa dici Barbara? Il dopo, racconta quanto difficile è il dopo, l'angoscia, la disperazione. Chi hai vicino in quei momenti? Chi hai vicino? Il dopo non finisce mai. Purtroppo è quello. È talmente lungo e il vuoto è sempre più grande. Ha detto giusto prima, non mi ricordo come si chiama, chi ha chiamato. Leone o Rinaldo, uno dei due. Che è dopo che si sente tanto la mancanza, perché la sedia è sempre vuota, il letto è vuoto. Valentina, il dopo, ecco racconta, questo bambino che non vedrà più la nonna, che non avrà più la nonna, che non avrà più i nonni, ecco, una famiglia per bene, una famiglia che nessuno si aspettava, ma tu ti eri accorta che qualcosa non andava nei tuoi genitori, Valentina? Ti eri accorta di questo papà e adesso come vivi questo rapporto? Cioè, qui parliamo di che dovevamo andare, cioè da 30 anni, comunque lui finché io avevo 10 anni beveva, dopo aveva smesso di bere, però lui non, cioè io lo definisco borderline, nel senso ti spiego, quando era fuori con le persone era in un modo, no? Quando entrava con noi in casa, con me e mia madre, era un altro, quindi diventava violento, padre padrone, insomma ne ha fatte tantissime anche quando dava i psicofarmaci a mia madre che non doveva, e ne ha fatte tantissime, ma lui aveva un unico scopo, quello di far del male sia a me che a mia madre. Ma tu hai mai provato a parlare con tuo padre, a cercare di far capire, perché crescevi, riuscivi a realizzare quello che avveniva dentro le mura di casa, per proteggere anche questa famiglia? Ma io una volta l'ho denunciato, io sono stata anche un periodo in comunità, solo che dopo non mi trovavo bene, perché anche per essere educatori o ce l'hai nel sangue o è meglio che cambi lavoro, perché se non c'è umanità non è che sono tutti così educatori. Lo dico sempre io, sai, che secondo me hai ragione, devono cambiare lavoro. Io ho deciso di tornare a casa, perché tanto vale che lottare con operatori sociali, assistenti sociali che non ti capiscono. Ho detto tanto vale che torno a casa e lotto con quello che era mio padre, perché comunque... E io ti dico la verità, lo ammetto, sono andata anche via 2 volte e ho anche rischiato che magari notti mi succedeva qualcosa, ma mi trovavo male, non mi sentivo capita, facevo delle robe tutto questo assurde. supporto che si dice che c'è all'esterno, questi ascolti, questi uffici, ma tu oppure ti trovavi, racconta, perché sembra che noi abbiamo tutto, quando che è morta mia mamma, quando è morta mia mamma, io cioè le istituzioni, lo Stato, non c'è stato nessuno, cioè l'aiuto che io ho avuto quando mia mamma è morta sono stati, che ringrazierò
a vita. Mia mamma lavorava all'INPS di Milano, sono stati i colleghi di mia mamma che mi hanno pagato tutto il funerale. Dopo ci hanno fatto una colletta a me e ad altri ragazzi che purtroppo in altre INPS d'Italia altre donne purtroppo sono morte di femminicidio anche con la mia mamma. Quindi l'INPS ha fatto un'ulteriore raccolta per noi. Dopo c'è stata un'altra associazione di Milano, Libere Sinergie, che in quel momento mi ha aiutato con il trasloco, che poi da Milano mi sono trasferita qui in Veneto a Tiene, un po' a caso, perché in quel momento mi sentivo soffocare, avevo bisogno di lasciare Milano perché ogni posto mi ricordava mia madre e o andavo via, non so se mi tiravo su. Dopo ho conosciuto Roberta e quindi ho intrapreso questo percorso con lei e mi ha aiutato con il lavoro, mi ha aiutato con tantissime altre cose, ma quindi ti ribadisco, io tutto l'aiuto che ho avuto, ho avuto la fortuna di trovarlo, non di sicuro da un'istituzione che mi chiedeva se arrivavo a fine mese, che non ci arrivavo, dov'ero, se avevo bisogno di un aiuto psicologico, anche perché io quando sono arrivata qui scambiavo il giorno con la notte, nel senso che non dormivo la notte, poi di giorno lavoravo e poi dormivo di giorno, capito? Ma la notte a vivere da sola, mi sono trovata a vivere da sola dall'oggi al domani, non è che dormivo. E dopo qui ho conosciuto la persona che è diventata mio marito e piano piano insomma ce l'ho fatta. Ma io sono sempre andata avanti con un mio motto, che non gliela davo vinta a lui, capisci? Se io cadevo, se era più facile andare in depressione e cadere, e così lui avrebbe vinto 2 volte portandosi via mia madre, poi magari non E ce tu la hai facevo incontrato io. tuo papà, Valentina? Sì, io l'ho incontrato nel 2018, ho chiesto un incontro che non mi volevano dare, però io avevo tutto il diritto di dirgli in faccia quello che pensavo e quello che avevo da dirgli. Gli ho detto che avrei cambiato cognome, infatti oggi porto il cognome di mia madre, ma è una cosa che aveva fatto anche se mia mamma oggi era qui, perché è facile a mettere al mondo figli, poi essere padri e madri è diverso, insomma. E Io lui sono come mamma oggi. reagiva di fronte, ecco, a questa verità che tu gli gridavi in faccia? Ma lui in quel momento è stato in silenzio, poi mi voleva abbracciare, ma io mi sono tirata indietro anche perché per me comunque lui non è mai stato mio padre, anche quando ero piccola. Perché vede, avete ascoltato cosa ha detto Valentina? Ecco, quando noi parliamo di comunità, che io dico dobbiamo parlarne di queste comunità, veramente cosa sono le comunità, chi opera all'interno delle comunità. Siamo sicuri di avere sempre persone preparate, persone che capiscono, perché qua non ne parla mai nessuno. Io penso di essere una delle poche che parla continuamente di comunità e che certi educatori forse hanno cambiato lavoro, sbagliato lavoro, dovrebbero fare qualcos'altro. Forse sì. penso di essere una delle Sì. poche. Giusy? Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto sono vicina a quelle 2 donne perché non c'è una cosa più terribile di questa e basta, come le altre che sono state uccise. Allora, sto leggendo il codice penale, stabilisce chiunque uccide un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Ma dire che io cambia sta roba qua, ragazzi, perché e ora i nostri, che colpa è tutte le nostre donne, i ciapa 20 anni, dopo i va a 15, dopo i va a 10, dopo i va a 5, come un cane. La legge è come un cane, da una persona a un animale, da 4 mesi a 2 anni di reclusione se tu uccidi un cane. Io sono sconvolta per questa legge, perché dicono ma la legge è così. Devono cambiarla. Ma vuoi andare in prigione perché uccidi un cane 2 anni? Ma dove siamo arrivati? Mirella, è una persona che uccidi dai 10, dopo vengono a 5, come il solito. Io sono stanca di queste leggi, ma hanno fatto le leggi, cambiatele, perché sono tutto al contrario per noi cittadini. Vi ringrazio. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Giusy, adesso devo assolutamente andare in pubblicità. Siamo
Siamo distrutti dal dolore per la morte di quel povero ragazzo, siamo troppo abbattuti da questa tragedia, non riusciamo a far altro. Ci risponde così, con gentilezza, la signora Yolanda, mamma di Samuel Seno, quando la contattiamo per capire se desideri rivolgere un messaggio all'altra mamma, quella di Davide Pavan, lo studente morto domenica sera a Paese, travolto dall'auto guidata dal 28enne agente della questura di Treviso. Preferisce rimanere in silenzio Yolanda, anche e soprattutto, ci dice, per il rispetto del dolore dei genitori di Davide. C'è un filo che le lega, Yolanda e Barbara, due dolori differenti, profondi, che in qualche modo si cercano, ma allo stesso tempo per pudore, per intima comprensione, rimangono a distanza. Barbara ha voluto il numero di telefono di Yolanda. Non so neanche mai se lo userò, sinceramente. Non la voglio vedere adesso, anche se lei non ha colpa. Entrambe sanno che non sono le parole ora il mezzo più giusto per condividerlo, il dolore. Lo sarebbe forse di più uno sguardo. Yolanda, mamma del giovane poliziotto sotto inchiesta per omicidio stradale, positivo all'alcol test domenica sera con un tasso nel sangue di 1,10 grammi per litro, ha contattato il parroco di Morgano, don Mario Vanin, esprimendogli il desiderio di incontrare i genitori di Davide. La stessa volontà di suo figlio Samuel, ma ora, ha risposto il sacerdote, è troppo presto, perché lo strazio di Barbara e del marito Claudio è inumano. 2 giorni che non dormo. E vado sempre in camera sua per vedere se c'è. A dargli i baci, perché gli do sempre tanti baci. Alla sera e la mattina prima di andare a lavorare. Sempre, sempre. 17 anni che gli do baci, mattina e sera. Non salto una volta. Adesso vado là e bacio il cuscino che ce l'ha. E gli ho detto a mia moglie di non lavare la roba per sentire ancora il suo odore. A Morgano gli amici di Davide stanno organizzando una veglia e un ritrovo al campo sportivo, ma la data rimane da stabilire. Domani sul corpo dello studente del Max Planck verrà eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto l'autopsia, un atto dovuto, disposto dal PM Mara De Donà per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia l'altra sera, quando Samuel ha salutato i compagni del rugby Paese mettendosi al volante per rientrare a casa. Nel suo sito la società ha dedicato alla giovanissima vita stroncata un post dal titolo Nel silenzio, la foto di Davide in sella alla sua amata moto e una citazione di Tiziano Terzani, così da unirsi al dolore insopportabile, si legge, della famiglia Pavan. Allora, Barbara, e lo dico anche a voi a casa, qualcuno dirà, ma è giusto far rivivere questo dramma a questa mamma, a questo papà? Io non so se è giusto, però so una cosa e sono certa di questo, che bisogna parlarne. Perché a Barbara è caduto il sipario, chiuso. È capitato a te, arrangiati. Vivi come vuoi, fai quello che vuoi, ma è un problema tuo, no, è un problema di tutti. Questo dolore, questo supporto a questa mamma, tante associazioni, poi ne parlerò, anche la vicepresidente del centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, avrò altri avvocati, altre vittime, ma quello che io voglio capire, ma perché diciamo che abbiamo tantissimo, che poi non riusciamo e sappiamo nome e cognome, abbiamo i numeri di telefono, a essere vicina a questi genitori, a questa figlia? Se no ci fosse stata questa associazione che chissà quanti non la conoscono e per fortuna che io faccio vedere, invito tutte, qualcuno può prendersi anche nota, numeri, non si fa avanti. Le istituzioni sono solo le grandi istituzioni poi dove c'è il business, ecco là li vedi con le fasce, tagliano sti nastri, dove c'è il dolore, se non è uno politicamente vicino, difficile, oppure perché c'è una visibilità enorme, questo lo dico io, allora ci sono perché in quel momento sono visibile e in quel momento mi vedono, ma è il dopo che io vorrei capire se ci sono, quando non c'è più la visibilità, che non sei più con la fascia, ma che suoni il campanello e che dici Barbara, guarda che sono qua, come posso fare? Hanno squadre di persone pagate per fare questo, per rispondere anche alle mail se loro sono occupate. Rispondono, Barbara? No, invece infatti suonano il campanello per i voti e dopo tanti saluti e baci. Io ho scritto una mail alla Meloni, l'ho riscritta, sono 2 mesi e mezzo che aspetto una risposta, io non l'ho avuta.
e mi sono permessa di disturbarla, tra virgolette, perché lei per prima aveva postato un commento sull'incidente di Davide, appunto dicendo che il ragazzo che l'ha investito non si meritava di portare la divisa del poliziotto, che infangava un corpo che comunque è sempre in prima linea, che aiuta, che questo, che quello, ma alla fine anche lei non mi ha dimostrato niente, proprio si chiude un sipario. E come regione è arrivato qualcosa? Io non ho avuto da nessuno mi ha detto: signora guardi, le sono vicino, non posso far niente, nessuno mi ha mai chiamato, nessuno. Anche perché è un'istituzione, stiamo parlando di un poliziotto. Nessuno. Abbiamo scritto anche al questore, l'avvocato ha scritto una lettera proprio al questore, ma non ho mai avuto una risposta. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Prego. Insomma, la tenaglia si fa sempre più grande, la tenaglia, i poveri viene sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi, siccome i giocatori. Pronto? Allora i poveri sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi e i problemi che li ha se li tenga, se rimbocchi le maniche e si arrangino. Grazie per questa riflessione che io dico tutte le mattine, purtroppo è così, per fortuna che abbiamo anche un mondo di volontariato che cerca di supportare, come è successo anche a Valentina che ha trovato questa associazione Edela. Prego Valentina. Sì, io ho avuto la fortuna di trovare questa associazione, Roberta, che mi ha aiutato e tutti i giorni ci supporta, e a me e anche agli altri orfani che abbiamo nell'associazione. Vediamo anche le foto, per cortesia chiedo alla regia di mandare le foto. Prego Valentina. E adesso anche qui sul Veneto sto cercando di aiutare chi ha bisogno. Sono stata questa settimana anche per la prima volta in una scuola, ho parlato con ragazzi di... Che foto è questa Valentina? Scusi se apro la parentesi, ma voglio capire perché a casa la stanno vedendo. Qui sei tu, vero? Ah, questa sono io che ero piccola, sì, sono io. Sempre con l'occhio sveglio, vedi Valentina, che questo forse ti ha aiutato a superare, ecco, questa determinazione. Questa sono io con la mia mamma. Questa sei tu con la... Come si chiamava la tua mamma? Rosanna, tra l'altro siamo diventate mamme anche alla stessa età. Lei aveva 26 e anche io ne avevo 26-27. Che ricordo hai di questa mamma, Valentina? Allora, io e la mia mamma eravamo sempre insieme, H24, quindi eravamo più che mamma e figlia, quindi è stato ancora più difficile. Eravamo sempre insieme, viaggiavamo, io la sentivo quando non c'ero a casa sempre, perché vivevo sempre con l'ansia che potesse succedere qualcosa. Era amata da tutti. Non lo dico perché era la mia mamma, ma al lavoro gli volevano tutti bene. La persona che la doveva amare di più tuo padre era quello invece che infieriva su questa donna meravigliosa, ecco, questa donna amata da tutti. Abbiamo Maurizio da Padova, vai Maurizio! Ciao Mirella e Ciao. Buongiorno alle tue ospiti. Allora, innanzitutto voglio fare, Mirella, se me lo consenti, una grandissima solidarietà a tutte le donne vittime di incidenti stradali e vittime di femminicidi. Allora, proprio su quest'ultimo io vorrei intervenire. Allora, dopo che è successo la tragedia della Giulia, è successo, si è scatenato un putiferio, cioè voglio dire, da parte di persone che sono andate in piazza a parlare di questo patriarcato che naturalmente io sono cresciuto anch'io col patriarcato, quindi siamo cresciuti la mia generazione eccetera, ci siamo trovati bene e ti dico una cosa, che siamo cresciuti bene con le nostre famiglie, punto. Chiudo l'argomento. Io vorrei dire solo questo, perché bisogna fare tutto di un'erba un fascio dando la colpa a tutte le persone che ammazzano, cioè io voglio dire solo questo, chi fa l'omicidio o quello che investe una persona è quello che si deve puntare il dito addosso, non
creare un vespaio così gratuitamente. Cioè, questo che bisogna riflettere. Non bisogna dare la colpa a tutti perché quello ha fatto un incidente, anche quello è un criminale. No. Allora, la persona si deve assumere le responsabilità. Ok? Se io investo una persona, sono io quello che deve pagare, no? Gli altri. Ok? Cioè, questo è il discorso che si deve porgere. Ecco, io con questo chiudo, poi Mirella mi date una risposta. Ok? Certo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a te Maurizio, lo iniziamo da Barbara. Come commenti la telefonata di Maurizio? È giusto, io ho sempre detto, chi sbaglia paga. Non è che devono pagare tutti. È giusto? Però io aggiungo, non devono pagare tutti, però qualcuno ti deve essere vicino anche se non paga. È un altro ruolo, è il ruolo della comunità che fa cerchio alla persona, quello che succedeva una volta. Nel cortile c'erano tutti, se qualcuno aveva bisogno si arrivava, si aiutava, le porte erano aperte. Ma adesso tutti fanno gli affari propri. Questo è. E di questo dobbiamo parlarne. Ho capito che chi sbaglia paga, ma non paga, perché abbiamo visto come va a finire. Valentina è la dimostrazione, tu sei la dimostrazione, Giulia sarà la dimostrazione, perché poi vedremo come andrà a finire. Non c'è più comunità come una volta. Cioè, una volta si lasciava il proprio figlio dal vicino, di qua e di là, si guardava, insomma, niente. Non c'è più niente, non c'è più amore. Non c'è più. E rispetto. E rispetto. Valentina? Per rispondere a quel signore, allora, cioè, giustamente non è che dobbiamo non è che dobbiamo dare la colpa a tutti. Non tutti gli uomini per fortuna sono uguali in questo mondo, perché sennò non penso che saremmo neanche qui noi. Però penso che dopo tutto quello che sta succedendo non possiamo stare fermi a guardare e iniziare un altro anno nuovo con tutte tutte donne che stiamo continuando a perdere. Io penso che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se dalla politica, dalle istituzioni non cambiano le leggi, cioè se loro per primi non si muovono, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma non riusciremo mai ad arrivare a quello che possono fare loro, se vogliono farlo, perché a me mi pare che dormono. Vedi Valentina, tu hai detto una cosa importantissima, Valentina, hai detto non tutti gli uomini sono uguali, certo, ci mancherebbe, però sono proprio quelli che non sono uguali che devono fermare gli altri, che devono metterci la faccia, che devono far capire quando vedono delle azioni che non vanno a bene di fermare. Sono loro adesso che devono muoversi, quelli che cosiddetti per bene, quelli che dicono ma io non sono così bene, allora se non sei così muoviti come stanno facendo le donne che supportano, non sono tutte vittime, ma sono donne che hanno capito l'importanza di essere vicina ad altre donne. O sbaglio, Barbara? No, dici bene, infatti, però ci vogliono anche gli uomini dalla nostra parte. appunto. Sì, ma gli uomini non hanno la forza che abbiamo noi donne. Né il coraggio né la forza, è inutile. Le associazioni, la maggior parte, sono fondate da donne. Senti Barbara, cosa vorresti dire al papà di Giulia? Giulia ha perso la mamma, pensate, pochissimo tempo fa. A questo uomo, a questa sorella, a questo fratello che sono rimasti, poi sentiremo anche Valentina. Cosa vorresti dire a papagino? A me ha fatto tanto pena la prima sera che l'ho visto. Proprio ho pensato, povero, da solo ad affrontare un lutto, la perdita della figlia, perché non ha una moglie, una compagna. Appena persa? Appunto. Cioè deve ancora elaborare forse il lutto della moglie e già è caduto dentro un altro, che poi il lutto della perdita di un figlio non ha neanche un nome. Da quanto grande è, non è neanche previsto. Quindi mi ha fatto tanto pena. E la mamma di Filippo e i genitori di Filippo cosa vorresti dire, Barbara? Anche là, sinceramente, ho un occhio di riguardo. Io non sono qua, non si può giudicare cosa potesse succedere dentro quelle mura domestiche. Io penso che nessun genitore parte dal presupposto di insegnare qualcosa di sbagliato al proprio figlio. Probabilmente lo farà con degli atteggiamenti, ma che parta proprio ad insegnare al figlio, la donna così si sbatte di qua, non credo. E purtroppo Filippo ha distrutto 2 famiglie, la sua l'ha proprio distrutta, perché adesso anche in questo caso chi ne paga le conseguenze
sono i genitori, il fratello anche, perché non è facile per loro uscire da prendere il pane, il semplice pane, no? Aprire la porta e trovarti la società che ti giudica. Adesso come escono sono giudicati. Tutti giudicati. Allora guardiamo anche questa foto di Davide, perché è giusto ricordare. Le puntate che faccio servono a questo, a ricordare quando cala il sipario. Sapete che Mirella lo alza, sono morti che veramente non hanno fine perché lasciano un dolore indescrivibile. Cosa vorresti dire se tuo figlio ti sta sentendo in questo momento? Cosa vorresti dire, Barbara, a questo adorato figlio? Mi manchi tanto. Mi manchi tanto. Però ce l'hai dentro, l'hai detto tu, è qua con te. Ma non basta. Non basta. Manca viverlo. Che bello. Eh sì, che bello, dobbiamo vedere perché non è giusto, non è giusto. Non è giusto che nessuno si faccia sentire e che questa certezza della pena, guardatelo, guardatelo, guardatelo. Guardate la voglia di vivere, guardatelo. È proprio bello, Barbara, proprio bello. Allora, Valentina, tu cosa vorresti dire a questi genitori, a ambo le parti? Dolori immani? Prego. Io non mi sento non giudico i genitori di Filippo perché loro stanno subendo, entrambe le famiglie, un dolore grande. Entrambi stanno vivendo comunque una bruttissima cosa. Il papà che ha il dolore di aver perso la moglie e adesso anche a distanza di poco la vita si è accanita e anche con Giulia, e dall'altra parte i due genitori che adesso penso che probabilmente non sanno neanche più chi è il loro figlio, quindi non mi sento di dare nessuna colpa a loro, perché io penso che noi cerchiamo di educare i nostri figli nel miglior dei modi e a un certo punto quando diventano grandi c'è qualcosa che magari probabilmente forse può capitare che ci sfugge dalle mani, quindi io non mi sento giudicare loro se lo vedevano in un certo modo e forse lui si faceva vedere in un altro modo con Giulia. Dall'altra parte il dolore di quel papà è grandissimo, anche per la sorella e anche per il fratello. Io sto seguendo anche la sorella e sono d'accordo con tutto quello che lei sta dicendo. Mi dispiace tantissimo che Giulia non si è fatto abbastanza per salvarla, che comunque era giovanissima, aveva 22 anni. Io non so cosa sia scattato nella mente di quel ragazzo, ma dobbiamo vedere la realtà dei fatti, quindi io spero che lui prenda quello che deve prendere, anche se ho i miei forti dubbi, insomma. Però per entrambe le famiglie comunque io gli sono vicino perché sono due dolori comunque completamente diversi, ma Filippo ha fatto quello che ha fatto e deve pagare, però non è giusto anche quello che leggo, tutte quelle parole brutte verso i genitori, perché comunque è facile adesso in questo momento accanirsi anche con i genitori, ma comunque sono due famiglie comunque rovinate tutti e due. Brava, io se incontrassi i genitori di Filippo per strada, con quello che ho vissuto, ma come sono io come persona, non mi permetterei mai di dirgli qualcosa di brutto, perché loro non c'entrano niente, poi è troppo facile accanirsi contro di loro, questo è il mio pensiero. Come ha detto il procuratore Kerchi, tutti dobbiamo fare un passo indietro nel rispetto del dolore di ambo delle famiglie. E dobbiamo essere persone solo cercare intelligenti. la verità. Quella sì, quella abbiamo diritto di avere, quella sì, e la certezza della pena anche, perché Giulia non tornerà più, tua mamma non tornerà più, Davide non tornerà più, e questo oggi facciamo questo. Abbiamo Sandra in linea, vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io, guarda, sono vicina alle due signore perché
quando perdi un figlio io spero che non mi succeda mai, almeno che muoia prima io. Volevo dire però una cosa, ieri sera io guardo, sai Mirella, Focus da Cialli, guardo perché mi piace la trasmissione. Ve l'ho salutato ieri mattina. Sì, e devo dire, anche gli altri giornalisti sono bravissimi, bisogna dire le cose come stanno. Brava. Però mi sono soffermata perché adesso non mi ricordo il nome di un ospite, non mi ricordo se era un politico, non ha importanza, ha detto una cosa giusta. Allora adesso domani mi pare, mi pare domani, arriva Filippo con un aereo militare, giusto? Sì. Allora questo signore ha detto, e io ci ho pensato e do ragione, ha detto ma perché dobbiamo portarlo con un aereo militare, che basterebbe un aereo di linea con un carabiniere accanto, cioè chi è preposto alla sicurezza. Ma perché dobbiamo anche dargli, l'aereo di Stato che paghiamo noi, perché siamo noi cittadini che paghiamo quelle cose, con le tasse, con tutte le varie cose che fanno parte del reddito, quello che è, anche la pensionata. Allora, io questa cosa mi ha dato un po' di nervoso, perché ho pensato, sì, ha ragione. Poi è chiaro che le due famiglie sono delle vittime, però dico anche un'altra cosa, come ho detto ieri mattina. Veloce Sandra, poi sono proprio in chiusura. No, allora, c'erano però tutti i presupposti che questo ragazzo aveva problematiche, le amiche, la sorella, allora lei era una buona, sì, allora c'è troppa fiducia, il papà che faceva, poverino, portato indietro, venite a casa, troppa fiducia negli altri. Io ho sempre in mente una cosa che mi diceva mia nonna, la mamma di mio papà, che era una saggia, avere poca fiducia e guardarla bene la fiducia che dai agli altri, perché l'unica fiducia che abbiamo è in noi stessi, Mirella. Grazie Sandra, scusami ma devo proprio chiudere. Sono così. Grazie Sandra, grazie delle tue riflessioni, della tua telefonata, della vicinanza a queste donne. Ringrazio tantissimo Barbara Vedelago, vieni qua, ti faccio una carezza io Barbara e te ne farò ancora, mamma di Davide Pavan, questa meraviglia di giovanotto. Abbiamo Valentina Belvisi, ambasciatrice dell'Associazione a Sostegno degli Orfani di Femminicidi. Grazie Valentina di essere stata anche tu Mirella, con noi. Grazie Grazie donne di metterci la faccia, di far capire che voi ci siete, forse qualcun altro deve essere al vostro fianco, e io dico sempre anche la società, col mondo del volontariato, con quello che possiamo darvi, ma esservi vicini. Grazie. Posso salutare la signora Barbara? Grazie. Signora Barbara, l'abbraccio forte e quando ha bisogno io ci sono. Grazie. Anche solo per parlare. Se vuole, loro hanno il mio numero e può prenderlo, chiamarmi per qualsiasi cosa, io ci sono. Grazie, un abbraccio forte. Anche Ecco, a te. queste Grazie. sono le cose che aiutano, avete sentito, ecco, Barbara ha sorriso, ha detto grazie a te Valentina per queste parole e anche noi ci siamo per voi. Grazie. Pubblicità. Ciao Mirella, un Ciao. abbraccio, grazie, ciao. Mattinata di fuoco questa mattina per far capire che forse tutti quanti dobbiamo cercare di mettere questa goccia nel mare, fare comunità, aiutare queste persone. Avete sentito il dramma di queste famiglie, di queste mamme, di questi papà, di queste sorelle, fratelli, di questa vita che cambia e che non ritorna più. Ma pensate che ieri ho sentito addirittura che un signore è entrato in questa trattoria, in questo ristorante che non c'entra niente con la famiglia
di Filippo e ha gridato assassini, assassini. Cioè io non riesco a capire che non c'entrano niente, perché non sono neppure parenti, ma è una cosa incredibile quello che sta succedendo, questa legge del taglione, adesso esco, faccio quello che voglio, senza capire il dolore, il rispetto, di fare un passo indietro e lasciare veramente che finalmente arrivi, se arriverà la giustizia che dovrebbe arrivare, tanto decantata giustizia, certezza della pena. Ne parleremo con Laura Groppo, vittima di violenza che voi avete già conosciuto, ma che lei continua a metterci la faccia per far capire che qualcuno si deve svegliare, come sveglia Veneti. Dobbiamo dire svegliatevi, non solo Veneti, ma svegliatevi tutti. E abbiamo anche Rita Gianetti, vicepresidente Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Grazie anche a lei, Gianetti, di essere qui con noi. Allora partirei proprio da lei, Rita Gianetti. Cosa sta succedendo? Queste donne che dichiarano, ecco, ci sentiamo sole, nessuno ci viene in soccorso, loro non hanno più la forza di chiedere aiuto, di lottare, perché non arriva la giustizia. Questa mamma addirittura che si vede pagare la pulizia della strada, che questo uomo gli dice, nonostante lei risponde guardi che sono la mamma di questo ragazzo, ecco, nell'indifferenza totale, ma chi se ne frega, tu devi pagare e basta. Cosa ci vuole dire questa Giulia che ha scatenato veramente quello che non avremmo mai immaginato, perché di vittime ce ne sono state tantissime, l'hanno ammazzata e data in pasto i maiali, pensate. Spara e uccide la ex compagna, nel 2020 lo aveva denunciato. Questi genitori che uccidono la figlia perché si è trovato un ragazzo che a loro non piaceva, questa donna incinta che viene trucidata. Ma Gianetti, cosa diciamo a queste persone? Allora, buongiorno Mirella. Certamente la tragica storia di femminicidio di Giulia forse ha aperto un po' le coscienze un po' di tutta la comunità, molto probabilmente per la giovane età di Giulia e per il fatto che finalmente qualcuna, in questo caso un'altra donna, proprio la sorella di Giulia, ha detto è ora di uscire dal silenzio e quindi noi dobbiamo fare rumore. Io credo che da questo momento in poi qualcosa potrebbe cambiare. Voglio essere ottimista, in genere non lo sono perché l'esperienza che noi abbiamo di 35 anni come centro antiviolenza mi farebbe più stare dalla parte del pessimismo. Però vedo che qualcosa si è mosso, perlomeno la gente ha cominciato a riflettere sulla tragedia dei femminicidi e sulla tragedia della violenza contro le donne. Abbiamo Deborah da Oderzo. Ciao Deborah. Buongiorno, ciao. Saluti a tutti. Sono un po' emozionata per i fatti successi. Volevo dire la mia opinione in quanto riguarda quello che è andato a gridare dentro il ristorante. Mi sente? Sì, prego Deborah. Vedi quanti Filippi ci sono al mondo? Perché quello là che è andato a gridare ha nel cuore a quello che aveva Filippo. Mi dica se ho sbagliato. Vai avanti, poi ti rispondiamo Deborah. No, basta, non dico altro. Cara. E infatti l'ho appena detto, ecco, queste persone che escono di casa e pensano di farsi giustizia da soli, ma quale giustizia? Ecco, invece bisogna sostenere, come dice Deborah, ma come fai a comportarti così? Eppure quanti Filippi ci sono ancora? Pensate cosa sono arrivate nelle chat, bravo Filippo, hai fatto bene, cioè, ne vogliamo parlare? Ecco, come si permettono? Ma com'è possibile? Anche queste chat dopo vengono oscurate, ma che se ne frega, non dovrebbero neanche esserci. Io penso, esatto. Cosa dici Laura? Esatto, grazie intanto per avermi nuovamente accolto nella trasmissione. Tanti Filippo ci sono al mondo, tanti purtroppo, non perché non parliamo solo dell'Italia, parliamo del mondo in generale.
ed è molto complicata la cosa, però effettivamente bisogna cominciare a far rumore, a non stare zitti, quindi veramente non dico solo scendere in piazza, ma ci deve essere un cordone solidale attraverso le donne, attraverso tutte le persone. E l'ho detto, mi pare forse, non so se in tutte le trasmissioni, però della mia storia la racconto specialmente agli uomini, più che alle donne, ma non perché mi debbano guardare con occhi di, come dire, oh, mi dispiace poverina, no, per fargli uscire da qualche cosa dall'interno, perché questo deve uscire da loro. È complicato forse anche per i genitori, ma non solo parlare con i ragazzi, ascoltarli specialmente, perché secondo me bisogna ascoltarli e guardargli dentro a questi ragazzi, e capire la frenesia, la corsa, il lavoro e tutto l'insieme ci porta a non ascoltare più le persone, ascoltare i nostri figli, che siano maschi, che siano femmine. Io ho portato questa rosa per Giulia ovviamente, ma è per tutte le donne. Mi sono salvata, ho questa fortuna di poter raccontare la mia storia, sebbene non nei particolari così truci come purtroppo sono successi a Giulia. Io mi sono salvata, è stata una fortuna e sono qui a raccontarla e la voglio sempre raccontare per muovere qualche cosa. Allora Gianetti, Laura dice, la mia storia la voglio raccontare agli uomini, a quegli uomini, anche a quelli bravi, che devono fermare quelli cattivi, anche con uno sguardo, con un gesto, che loro vedono che non va bene, che offende questa donna, che rimane indifesa. Avete sentito l'imprenditrice cosa ha detto? Quando mi hanno offeso, ecco, ho abbassato gli occhi, in quel momento non sono riuscita a reagire, adesso non lo farei più. Ecco, questa donna che cresce anche nella violenza psicologica che subiamo quasi sempre tutti i giorni, quando esci di casa di sicuro ti arriva l'occhiata o qualcosa che veramente ti rovina tutta la giornata, o sbaglio Gianetti? Sono questi uomini che adesso devono parlare, devono metterci la faccia, che noi ce la mettiamo sempre, tutte le mattine. Prego. Io credo che Laura, che saluto, abbia centrato appieno il focus del problema. Sono gli uomini che oggi, in questo momento, debbono cominciare a prendere in mano la loro storia di uomini, quindi di maschi, e cominciare a riflettere perché agiscono violenza nei confronti delle donne. Io credo che questo passaggio qui sia estremamente importante, perché se gli uomini, come diciamo categoria di genere, non affrontano questo tema, non ne discutono tra di loro e soprattutto non comincino a fermare quegli uomini che fanno apprezzamenti fuori luogo nei confronti delle donne, che criticano le donne per il modo di vestire, che criticano le donne per la loro indipendenza, anche quando si trovano tra di loro, gli uomini stessi dovrebbero fermare questa cultura che è una cultura che oggi non dovrebbe, nel 2023, non dovrebbe più esistere. Gianetti, si sente parlare di patriarcato, di matriarcato, ma non parliamo invece del problema che nel 2023 vediamo questa donna che fa ancora la crocerossina, questa donna che cerca di difendere, ecco, quello che è indifendibile, perché c'è la famiglia, perché ci sono i figli, perché c'è il lavoro, perché poi che supporto ho il dopo? Avete sentito, Valentina, sono scappata dalla comunità perché sfortunatamente non ho trovato gli educatori che pensavo di trovare e mi sono sentita sola e me ne sono andata e poteva capitarmi di tutto e di più. Ecco, come rispondiamo? Ecco, come commentiamo le parole anche di Valentina, ma di queste Valentine che ce ne sono tante, queste famiglie che addirittura cercano di proteggere il carnefice, porta pazienza, non mollare, dai figli, cosa fai? I vicini, come i vicini? Io mangio casa mia, quali i vicini? Prego Gianetti. Esatto. Sappiamo che quando una relazione affettiva si rompe,
in genere è la donna che tenta una separazione nel migliore dei modi, ma questo le viene impedito perché proprio per quello che lei diceva, Mirella, proprio perché veniamo e siamo ancora dentro una cultura patriarcale dove l'uomo invece è quello che ha il potere, quello che ha le opportunità e quindi non accetta la separazione, l'allontanamento della donna, la possibilità di ricostruirsi una nuova vita, ma vive la mancata relazione, la fine della relazione come un danno a se stesso, come una perdita di un oggetto personale, perché per questi uomini, ricordiamocelo, le donne non sono dei soggetti come loro. Le donne sono degli oggetti e come tale vengono trattati. È chiaro che per una donna che subisce violenza è estremamente difficile venirne fuori, perché vuol dire contestare anche questo tipo di società, vuol dire rendere pubblica la violenza subita, vuol dire passare mesi, per non dire anni, per trovare dei nuovi percorsi di vita personali. Per questo non è così facile uscire dalla violenza. Questa settimana, Mirella, noi stiamo ricevendo tantissime telefonate anche da parte di genitori preoccupati per i propri figli, sia maschi che femmine. Quindi questo è un dato estremamente nuovo che è arrivato a seguito del femminicidio di Giulia. Quindi il fare rumore per noi anche dei centri antiviolenza significa dare anche tutte queste risposte ai genitori che ci chiamano, fare in modo che le donne che si rivolgono a noi non debbano essere lasciate da sole. Allora, se una donna ha il coraggio di venire in un centro antiviolenza, come abbiamo visto quest'anno, già siamo, così l'aggiorno sui dati, già siamo 143 donne che abbiamo preso in carico nel nostro centro antiviolenza per l'anno 2023 e l'anno non è finito perché manca ancora dicembre. Quindi la donna deve sapere che da sola non deve stare, che questo è un percorso per lei che va fatto con l'aiuto in primis, se si rivolge a noi, quindi ai centri antiviolenza, ma poi da tutta la rete dei servizi, perché nessuna istituzione si può tirar fuori da quello che avviene nei ma è quello che manca, donne. Gianetti, perché voi ci siete, ma poi è anche l'istituzione che deve supportare, questa istituzione che manca completamente, l'abbiamo sentito, abbiamo avuto 2 realtà, ma ne ho tutti i giorni, non si fanno sentire, qualche volta vedi qualche funerale, ma dopo c'è il vuoto assoluto, e anche l'istituzione che deve prendersi le pari opportunità. Gianetti, lei lo sa come la penso, ma dove sono queste pari opportunità? Perché io vorrei capire come mai non danno loro risposte, eppure dovrebbe essere un ruolo importante di supporto alle pari opportunità, o sbaglio? Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Mirella, buongiorno al signore. Ecco, ciao. E allora mi voglio dire, siccome che ho 38 anni che abito sotto condominio qua, insomma, mi ho visto 5 casi, uno peggio dell'altro, che era da mettersi in mano sui carrelli. Queste donne che non si ribellavano da questi brutti fantasmi, perché bisogna dire, insomma c'erano di tutto di più. Un giorno buttavano fuori i vestiti della sua moglie, che altro che battiva la moglie, st'altro, robe da matti che gli era da vedere per credere. E dopo qualcuno veniva a consolarsi da me, perché sono vicina, non savamo, e qua e là, veniva a trovarmi, cioè a chiedere un consiglio, e glielo davo. Ribellatevi, bisogna ribellarsi da quella gente là. Uno peggio dell'altro, uomini senza scrupoli proprio.
Non si può dire così, non si può. Anche adesso i giovani vanno fuori e trovano questo che massacra. Magari, non so, dice qualcosa che non va questa. C'è qualcosa che non va. Grazie Mirella, grazie della tua telefonata, della tua testimonianza che proprio condivide con quello che ha detto e coincide con quello che ha detto Gianetti. Nelle case cosa succede? Ecco, questi vicini che sentono, ecco, e cosa fanno? Ecco, queste donne che poi suonano e vanno in casa di queste. Laura, come commenti la telefonata di Mirella di Riese? Beh, io spero intanto che abbia dato un buon consiglio a queste persone. Trovarsi in un condominio così non è proprio il massimo della vita e spero anche che se le ha incitate a denunciare o lei stessa abbia denunciato, che abbiano avuto almeno un supporto. Io a mio tempo l'ho avuto enorme, sia da parte del telefono rosa di Treviso, sia dai familiari, dalle forze dell'ordine, dalle colleghe, e non è da poco. Sono stata fortunata perché ho avuto un team attorno, una protezione, una cinta muraria proprio attorno a me, e mi hanno aiutato tantissimo. Tuttora ancora, dopo sono passati tanti anni perché era il 2016, e vi assicuro che qualche carabiniere ogni tanto mi guarda e si ferma e mi dice: tutto bene? Quindi questa è una grande soddisfazione, mi sento ancora protetta. Non credevo nelle istituzioni, lo dico, purtroppo è così, però bisogna crederci in qualche maniera, se no non ne veniamo fuori. Sì, farsi però aiutare, vedi Laura, io non devo essere fortunata a vivere dove hai vissuto tu, io dovrei essere fortunata ad avere quello che mi spetta di diritto, Chiaro. che è la protezione. Chiaro. Nel momento che faccio una denuncia, in quel momento si deve subito aprire una nuova fase per me, di sentirmi protetta quando esco da quella porta. Quello che non è successo, avete sentito, spara e uccide la compagna, nel 2020 lo aveva denunciato. Perciò i segnali c'erano tutti. Questa donna che quando arriva a denunciare vuol dire che proprio non ne può più, perché non è un caso isolato, sono tanti casi che lei dice basta, adesso basta, lo denuncio. Prego Gianetti. Sì, volevo un po' riprendere quello che ha detto Laura. È estremamente importante la rete dei servizi, perché per aiutare le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza non bastiamo indubbiamente solo noi. Noi possiamo essere il primo, diciamo, punto di accesso delle donne e la donna ottiene tutta una serie di prestazioni all'interno del centro antiviolenza, ma è necessario che si crei una rete di protezione nel momento in cui noi facciamo una valutazione del rischio, e quando il rischio è alto vuol dire che il rischio è alto perché la donna rischia di venire uccisa. Ferma Gianetti, perché c'è una telefonata che non posso perdere. Beh, sapete come funziona, che non vorrei proprio perdere la linea anche questa mattina al nostro Italo Guglielmo. Ciao Italo Guglielmo, finalmente ti sento, eccolo qua. Cara Mirella, buongiorno a te e alle tue graditissime ospiti. Intanto devo dirti una cosa di tipo familiare intanto, no? L'altro giorno, quando hai nominato alcuni tuoi telespettatori, hai detto anche Italo Guglielmo, e la cosa mi ha fatto un piacere immenso, ne sono uscito commosso perché tra le poche persone che tu avevi citato che guardano questa trasmissione, tu hai inserito anche il mio nome, che poi è doppio Italo Guglielmo. Quindi la cosa, voglio dirti, mi ha fatto molto molto piacere, ti ringrazio, ed ero veramente commosso e ti ringrazio tanto. Poi volevo dire, vedi Mirella, c'è un detto latino che dice Homo homini lupus, l'uomo e il lupo dell'uomo. Noi abbiamo paura degli animali, ma gli animali ci attaccano se noi li aggrediamo, invece l'uomo attacca per il piacere di attaccare l'altro uomo o la donna, capisci? Cioè, questa è una malattia gravissima ed è qui che la psicologia dovrebbe lavorare. Invece si invitano tutti questi psicologi, psichiatri, psicoanalisti che parlano di stupidaggini, mentre la loro opera, va bene, con il contributo dello Stato, dovrebbe essere rivolta ad educare le persone a conoscerci meglio, perché se noi non ci conosciamo
Poi ci sono questi scatti di ira improvvisi che non controlliamo. Pensa Mireia, ti racconto un piccolo particolare. La prima lezione all'università a cui ho assistito, c'era un ragazzo, era nel 68, c'era un ragazzo che denunciava all'insegnante lo stato di tensione politica e di violenza che c'era fuori l'università, perché tra gli studenti circolavano armi. E questo ragazzo voleva denunciare questa situazione all'insegnante. Sai l'insegnante cosa gli ha risposto? Vedi caro Giovanni, supponiamo si chiamasse Giovanni, tu tra 5 minuti potresti estrarre un coltello se ce l'hai in tasca, venire qui ed ammazzarmi, perché questo è l'uomo, questa è la donna. Abbiamo dei sentimenti reconditi che non possiamo controllare, perché nasciamo ammalati e la società ci deve guarire, non nasciamo santi perfetti, no, nasciamo tutti ammalati. Va bene? Perché già il parto può essere un trauma per la nascita di un bambino, il dolore e la sofferenza che prova. Quindi dobbiamo essere assolutamente guariti. Quindi poche chiacchiere, scusa la battuta, e più cure psicologiche, soprattutto anche per gli adulti, perché poi si verificano questi casi qui che sono veramente molto molto dolorosi. Mi scuso con le tue ospiti, mi scuso con te, vi ringrazio, vi saluto e grazie Mirella perché mi hai fatto felice per tutta la mattinata. Beh, siete la famiglia di Sveglia Veneti, ogni tanto nomino qualcuno e siete talmente tanti che non riesco a nominarli sempre, ma vi nomino e mi fa piacere. Ecco, quello che volevo chiedere a Rita Gianetti, ecco, questo uomo che si emoziona solo perché qualcuno fa il suo nome e si sente gratificato e ringrazia. Ecco, noi abbiamo bisogno di queste cose, di emozionarci, forse ci emozioniamo poco, non riusciamo più a capire. L'altro giorno ero in una classe alle Ricati che mi hanno invitato, ma sono stata anche al Mazzotti in settimana e ho visto l'emozione nel momento che questi ragazzi hanno la possibilità di parlare. Ecco, in quel momento ho visto veramente l'emozione. Ma guarda, ho detto, se forse li ascoltassimo di più, se forse li guardassimo di più negli occhi, quante cose potrebbero dirci. E questa ragazza, questa studentessa del Mazzotti che si rivolge ai docenti e dice dovete ascoltarci di più. Noi, ognuno di noi ha una sua personalità. È uno diverso dall'altro, chiediamo ascolto. È molto importante, Gianetti, ascoltare questi ragazzi, perché la prevenzione dobbiamo iniziarla da là. Ecco, queste sono le immagini che ero a Ricati, queste ragazze bellissime, ragazzi stupendi. Prego, Gianetti. Mirella, adesso questo è il secondo tema centrale di stamattina, e che sono i giovani e la scuola. Quindi è importantissimo quanto ha spiegato lei in questo momento, proprio perché se vogliamo che la nostra società cambi e che quindi ragazzi e ragazze riescano ad instaurare delle relazioni affettive improntate sul rispetto e sulle belle emozioni, noi dobbiamo lavorare con loro, ma lavorare con loro significa, come prima cosa, un ascolto empatico, cioè quell'ascolto che deriva dalla particolare attenzione che noi adulti dovremmo avere nei confronti dei giovani e dare una risposta che per i giovani può cominciare ad avere un senso. Per questo anche noi come Telefono Rosa partecipiamo a tantissimi progetti formativi all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, proprio perché è cominciando a dare spazio anche a loro, a sentire le loro parole, riusciamo tutti quanti assieme poi a trovare quelle che sono le risposte più giuste. Quindi da un lato è chiaro che ci deve essere anche la famiglia che dà un'educazione impostata alle emozioni, ma soprattutto impostata alla parità di genere. Le famiglie devono considerare i loro figli, maschi e femmine, come il seme migliore da cui possano crescere in un futuro delle piante solide e piene di quell'educazione affettiva, di quell'educazione emozionale. Molte volte la chiamiamo con i ragazzi alfabetizzazione emotiva,
perché quando i ragazzi sono giovani sono alle loro prime esperienze di relazione con gli altri e nelle relazioni di coppia. Quindi è importante che capiscano e riflettano tra di loro come ci si muove nel mondo, come si può dare il proprio contributo indifferentemente dall'essere maschi o femmine. Questo però dovrebbe incominciare nella famiglia e poi dovrebbe incominciare nella scuola, ma come scuola io intendo anche nei centri dell'infanzia, cioè nella scuola prescolare, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado. Ma Giannetti, mi scusi se apro questa parentesi, ma mi sembra che però dimentichiamo che molti ragazzi non hanno la famiglia, hanno più famiglie e si sentono veramente soli perché forse questi genitori che frettolosamente forse si sono separati senza capire che le conseguenze più gravi le pagheranno i loro figli, perché non è facile per loro accettare un nuovo genitore. Guardate che non è facile, non sempre è così semplice come si pensa, e vivono questo dramma in una solitudine pazzesca, anche perché riescono a mettersi una maschera che non si vede per proteggersi. E questo dolore che loro hanno dentro, penso a quel ragazzo quella sera ubriaco che mi ha detto, che io ho detto ma andrai a casa tesoro a quest'ora? Quale casa? Mi ha detto. Se vado da una parte mi dice che la mamma è così e non uso certe parole perché questa mattina non voglio usare le parole. Se vado dal papà è lo stesso, se vado dal nonno è la stessa cosa, almeno sono qui, mi ubriaco e sono tranquillo. Capisce che qualcuno forse si dimentica che abbiamo tante famiglie allargate e i ragazzi non hanno quell'attenzione che vorrebbero avere, ecco, perché per loro è un dramma il dividersi dei genitori. Pensi Giannetti che un ragazzo o una ragazza, non mi ricordo, sembra una ragazza che mi ha detto preferivo stare in famiglia con le liti piuttosto di vivere così con i miei genitori separati. Io non ce la faccio più, capite che drammi, perché poi escono i Filippo, escono il Maso, escono questi ragazzi, e che veramente bisogna che forse anche questi genitori maturino un po' di più su certe scelte, di parlare più con loro, c'è questa volontà di parliamone tutti insieme. Io non sapevo che i miei genitori volevano dividersi. Capisce che questi ragazzi adesso si sono chiusi a riccio per proteggersi, noi non riusciamo più a entrare, non parliamo più il loro linguaggio, non li comprendiamo. Prego. Sì Mirella, è corretto quello che lei dice, però teniamo conto che oggi siamo di fronte anche a questo spaccato della società. Ci sono le famiglie allargate, ci sono molte più separazioni e divorzi rispetto, non so, anche a non tanto quando non c'era ancora la legge sul divorzio, ma anche rispetto a 20-30 anni fa. E su questo però la risposta deve essere anche data dalla società, deve essere data dalle istituzioni. Per questo io insisto nel dire, cioè, dobbiamo dare degli spazi di discussione, di riflessione ai giovani, proprio perché possono trovarsi anche in queste situazioni. Ma siamo nel 2023, abbiamo 105 femminicidi, più panchine facciamo e più donne muoiono, cioè non riesco a capire. Allora cosa dobbiamo aspettare? Che si muova chi se non si... Abbiamo visto il Parlamento vuoto, la foto. No, non è vero, non è vero, perché poi si è riempito, hanno noi abbiamo visto anche quella foto però. Poi se è vero ognuno fa le proprie riflessioni, ma se qualcuno l'ha mandata vuol dire che era il caso di vedere e forse è stata proprio una donna che ha mandato questo per far capire che forse non gira come dovrebbe girare. Allora, visto che il tempo è tiranno, devo assolutamente far vedere questo video che a me ha mandato Giannetti, che ringrazio. Video shock, violenza sulle donne, un anno d'inferno, telefono rosa. Andiamo a vedere, purtroppo.
Laura diceva, mi sembrava di vedere la mia foto, purtroppo, ma per fortuna anche dico io, invece non è arrivato, ecco, questo ultimo dramma. Prego. Però ce l'ho ancora in memoria nel telefonino, a ricordo. Ce l'hai là? Amore. Quindi la tengo. Guardala bene sempre. Sì, la guardala bene, la guardo bene sempre. Allora sì. Laura, cosa vorresti dire? Ecco, dopo quello che ha detto Rita Giannetti, quello che ho detto io, le telefonate, ecco, questa politica che deve dare anche delle risposte, non deve sempre passare il cerino, è colpa di... Allora, ci sono milioni di cose da dire, lo spazio è molto breve, cerco di stringere un po'. Allora, intanto le istituzioni mi dà un enorme fastidio che siano presenti solo nel momento in cui c'è il funerale o nel momento in cui ci sarà l'intervista e quindi si mostrino in pubblico, nel senso ci sono. E dopo e domani, per le famiglie, per i ragazzi, sono loro che sono al governo, seduti lì al Parlamento, che devono dare un messaggio forte, importante, e specialmente gli uomini, lo ribadisco. Io ho provato sulle mie spalle e l'ho ancora provato in un'altra situazione. Gli uomini sono dei grandi attori, potrebbero fare veramente gli attori cinematografici, teatrali, e noi ci caschiamo. Purtroppo perché è innata magari in noi, parlo anche di me stessa, mi metto in prima fila, il fatto di essere delle croce rossine, di volerli salvare, ci impietosiscono, lasciamo correre e questo non va bene. E Giulia, anche lei è la dimostrazione. È la dimostrazione anche lei che non ne ha parlato. Avevo paura che si uccidesse, si facesse del male, senza capire che invece lui voleva fare del male a lei, perché poi è quello che è successo. E Crepetto giustamente dice: lupo non si nasce in una sera. Attenzione, Prego Laura. E quello che diceva prima il signore al telefono, io da anni lo dico. Italo Guglielmo. Esatto, io ho paura degli uomini, non degli animali. E sono degli uomini che dobbiamo veramente proteggerci e guardarci alle spalle, davanti, dietro, da tutti i lati nostri. Cos'altro posso dire? Fai un appello alle donne che ancora non si decidono di dire basta, perché se questi sono i numeri che ha dato la Giannetti e dobbiamo ancora finire l'anno, guardate che veramente di Filippi in giro ce ne sono tantissimi ancora. Basta vedere cosa scrivono anche in quelle chat, che poi penso che siano dei codardi numero uno, dei codardi pazzeschi. Ecco, pensare di dire hai fatto bene a uccidere Giulia, hai fatto una... Pensate, ecco, cosa c'è dietro questa maschera, ecco, queste persone che escono magari per bene, che dietro magari hanno appena scritto la chat. Giannetti, cosa dice? Stiamo vedendo le immagini, prego. Sì, cioè quando vedo immagini di tutte queste donne uccise per mano degli uomini del nostro territorio, queste mi monta in questo momento una rabbia forte, proprio perché non è più sufficiente che la politica si presenti il 25 di novembre e l'8 di marzo, perché questo avviene nel nostro paese. Mentre la politica dovrebbe essere presente 365 giorni all'anno, sostenendo i centri antiviolenza, dando l'opportunità alle donne di essere messe in protezione nel momento in cui ne hanno veramente bisogno. Io credo che se questa cosa qui non passa in un cambiamento dentro la politica, noi ci troveremo qui anche nel prossimo anno, Mirella, con questi numeri. Quindi da questo punto di vista non sono invece particolarmente ottimista, perché la politica deve assolutamente ascoltare la comunità, ma ascoltare la comunità vuol dire ascoltare chi si sta occupando di questa problematica, quelli che sono i servizi che ci sono. Io l'ho ricordato spesso qui nella sua trasmissione, che i centri antiviolenza sono, come il nostro, delle associazioni di volontariato. I finanziamenti pubblici sono pochissimi per un servizio che è fondamentale, che non possiamo chiudere mai.
Però Gianetti, mi scusi, visto che io le nomino sempre tutte queste associazioni, che però se non facciamo rete ci troviamo sempre con un pugno di mosche in mano, perché da soli non andremo mai da nessuna parte se poi non riusciamo ad aiutare la fragilità. Ecco, perché non arrivano a queste donne che conosciamo, a queste famiglie, magari con un colpo di telefono, con una pizza, con un qualcosa per riunire, per far capire che ci siamo? Perché io continuo a sentire, Gianetti, e lei sa che io ne ho tante ospiti, sia da una parte che dall'altra, ho le associazioni che fanno tutto, poi ho le vittime che invece dicono io non sento mai nessuno, non vedo mai nessuno, nessuno mi chiama, nessuno mi telefona. Allora capisce che faccio fatica a capire chi fa cosa, e gliel'ho chiesto anche a volontari insieme, ma chi siete, cosa fate? Volete capire che forse dobbiamo conoscerci di più, lavorare di più assieme, tu cosa fai, dove puoi essere utile? No, che tutti fanno tutto e alla fine il cane di tanti padroni muore di fame perché funziona così. Prego Gianetti. Sì, ma questo è corretto, Mirella, cioè quello che manca ancora è anche una rete, perché come dicevo prima, cioè ognuno di noi fa un pezzo di intervento nell'aiutare le donne, ma tanti pezzi di interventi devono essere fatti da altri, quindi da un lato bisogna conoscere che cosa offrono le associazioni, e poi effettivamente ci deve essere l'impegno di un lavoro in rete di dire se io metto questo, tu metti quest'altro, tu quest'altro ancora, e alla fine fare anche una verifica se gli interventi messi assieme in rete hanno portato a dei risultati positivi per la donna. Su questo è per noi una battaglia quotidiana. Non è pensabile che vittime di violenza o persone che vivono nella fragilità più grande non riescano a trovare una soluzione al loro disagio. Cioè, questo secondo me è una grave mancanza. È una grave mancanza, Gianetti, bisogna dirlo pubblicamente, dobbiamo muoverci in maniera diversa, perché come ci siamo mosse fino adesso ha portato a questi numeri. Vuol dire che qualcosa manca in questa catena, manca un anello fondamentale. Gli uomini, questi uomini che si devono muovere, quelli per bene, quelli bravi che dicono io ci sono, bene, allora fammi vedere che ci sei. Organizza anche tu qualcosa, non che siamo sempre noi che dobbiamo organizzare e poi qualcuno di loro arriva. Non funziona così, devono muoversi, o sbaglio Laura? No, perfettamente hai ragione, è dagli uomini che deve partire tutto, allora potremo avere fiducia in loro. Cioè non è che la donna uccide la donna, perché ho ricevuto una telefonata l'altro giorno, non mi ricordo di chi, da uno che chiama, forse mi viene in mente dopo, che ha detto calma, calma, perché anche voi donne ne fate abbastanza di crude e di cotte. Beh, calma, calma, veramente ho detto io, perché i femminicidi non li facciamo noi di sicuro. Che poi ci sia qualche realtà perché veramente non funziona più, veramente, e qua arriva la solitudine di queste donne che ammazzano poi i bambini. Ma perché? Perché ci sono dei percorsi che non vengono seguiti, perché non abbiamo il supporto giusto. Questa mamma che diventa mamma e da sola non ce la fa, o diventa mamma a una certa età e poi si vede talmente in difficoltà che uccide questa creatura che non ha nessuna colpa. Ma è un altro discorso. Non cerchiamo di fare un minestrone di tutto qua, e anche voi donne, per carità, lo dico anch'io che siamo terribili, lo dico sempre, e siamo veramente terribili quando ce la mettiamo tutta, però ragazzi i femminicidi sono un'altra cosa. Gianetti? Sì, cioè, Mirella, non posso che condividere tutto, cioè qui ci deve essere un movimento maschile che prende in mano la problematica, il fenomeno della violenza che loro uomini agiscono sulle donne. Anche nei posti di lavoro, anche nei posti di lavoro. Dappertutto. Devono essere loro i primi, ma devono essere anche i primi quando vanno al bar assieme ad un amico a bere il caffè e l'amico comincia a dire guarda che bel, non dico il... Guarda quella cosa che ha quella donna in senso ironico, l'amico sano, l'uomo
che è dalla parte delle donne, gli dovrebbe dire: devi star zitto, non devi dire più queste cose, perché sono sbagliate, perché il cambiamento passa anche da queste piccole cose, ma deve passare attraverso gli uomini. Tra di loro, quando sono in gruppo, non devono spalleggiarsi l'un con l'altro negli apprezzamenti, a volte totalmente. No, ma addirittura Zanetti lo proteggono e dicono: Sì. ma là è un burlone, fa sì, sempre così, esatto, calma, esatto. calma con sta storia del burlone, ecco, del ragazzino, ma cosa vuoi, sta giocando? No, calma. Il fare rumore è che questi uomini, gli uomini sani adesso devono fare rumore e devono fermare. Ecco, questo volevo che dicesse Zanetti, sono loro che devono fare rumore, noi lo facciamo sempre da anni lo facciamo, sono loro che sono latitanti o molto pochi rispetto a quelli che dovrebbero essere. Allora andiamo a vedere anche questo video, piccoli così, telefono rosa, andiamo a vedere. Lo sai che chi subisce violenza non lo dimentica mai? Le ferite arrivano ad incidere anche il DNA. Ciò significa che il nostro codice genetico non è indifferente a ciò che ci accade. I maltrattamenti possono danneggiare i nostri geni e lasciare dei segni indelebili. Attraverso uno studio condotto su 62 donne abbiamo osservato che la violenza spegne o riduce l'attività di 3 geni fondamentali per lo sviluppo e il funzionamento del nostro cervello. La ricerca è contro la violenza. Chi ricorre alla violenza è piccolo così. Mai più una parola che vorremmo veramente che si avverasse, anche se come Zanetti io ho molti dubbi, perché so che quando uscirò da quella porta non sarò al sicuro di sicuro, come voi, come tutte noi, ed è quello che noi invece cerchiamo, la sicurezza, perché non sai mai chi c'è dietro l'angolo. Pensate anche queste dottoresse nel loro posto di lavoro, nei pronti soccorsi, questi medici che vengono aggrediti violentemente, cioè non sai più veramente dove sei sicuro, nelle scuole, perciò ovunque. Veramente dobbiamo cercare di far sì che questi uomini si muovano e organizzino qualcosa anche loro per far sì che questa società diventi una società rispettabile. Come ci saluti, Laura? Cosa vuoi dire? Allora, il messaggio spero che passi per tutti gli uomini, quindi aspettiamo questo grido da parte degli uomini di no alla violenza sulle donne, perché noi, come abbiamo detto già tutte quante, facciamo la nostra parte, però aspettiamo che gli uomini facciano un passo avanti nella storia. E come ho detto prima, questo è per Giulia, questo fiore, e per tutte le donne che non ci sono più. Grazie a Laura Groppo, vittima di violenza, ma è andata bene, diciamo così, perché è andata bene. Molto bene. Brava Laura. Rita Zanetti, come ci saluta, che appello vuole fare? Prego. Allora, innanzitutto è lo stesso appello di Laura, che saluto anche, e credo che sia importante la sua testimonianza, perché dimostra che dalla violenza si può uscire. Quindi il mio appello è: donne, se vi sentite in pericolo, se c'è qualcosa che non sta andando nel verso giusto nel rapporto con il vostro compagno, fatevi aiutare, rivolgetevi anche a un centro antiviolenza,
fatevi accompagnare da un'amica, perché noi siamo lì e noi ci siamo 365 giorni all'anno per tutte quante voi. Grazie anche a Rita Gianetti, vicepresidente Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Grazie Mirella. Grazie, pubblicità. Capace di intendere e volere al momento dell'omicidio. Lo ha stabilito la superperizia presentata in tribunale dallo psichiatra Roberto Lezzi. Dopo le diverse consulenze contrastanti, ora la decisione finale. Il processo a carico del reo confesso Fabrizio Biscaro, 35 anni, continuerà. La prossima udienza è l'11 dicembre, dove verranno sentiti i vari testimoni. L'omicidio era avvenuto il 23 giugno 2021 a Moriago della Battaglia. Elisa Campeol, 35 anni, di Pieve di Soligo, fu uccisa mentre stava prendendo il sole sul Piave, pugnalata senza pietà per 20 volte. Il killer poi le aveva tagliato un orecchio e con il trofeo nello zaino si era presentato dai carabinieri. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, fino ad ora è rimasto in una struttura psichiatrica criminale a Verona. E abbiamo con noi questa mattina Lorenza Secoli, proprio che si è occupata di questo caso che avete appena visto, di questa splendida ragazza che non c'è più. Grazie Lorenza di essere qui con noi, anche un'amica, oltre che l'avvocato o avvocata che segue il penale anche su certi drammi che sono capitati nel nostro territorio. Saluto anche il dottor Antonio Romeo, fondatore di un centro per uomini maltrattanti che voi conoscete. Io voglio sentire anche gli uomini, perché abbiamo detto questa mattina, dottor Romeo, gli uomini si devono muovere, devono darsi loro, veramente deve organizzare qualcosa di importante per far capire che certi uomini non li vogliamo più, non vogliamo certe dichiarazioni, certi sguardi, certi atteggiamenti anche veramente provocatori che ci mettono in conflitto con noi stessi. Ma rispondo a questo sguardo o sto zitta? Abbasso gli occhi o mi difendo? Ecco, vorrei capire che intenzione hanno quelli bravi per far capire a quelli meno bravi che la devono veramente smettere, perché 106 femminicidi, senza raccontare le percosse tutti i giorni o questo mobbing, chiamiamo come volete, che subiamo quasi tutte purtroppo. Allora ne parliamo proprio con Lorenza Secoli. Allora, avvocato, abbiamo visto queste immagini, questi occhi terribili, questo se lo vedi prendi paura anche, ecco, lei l'ha visto. Cosa sta succedendo secondo lei? 106 femminicidi. Beh, quello che sta succedendo lo vediamo tutti. Abbiamo avuto l'ultimo caso di pochi giorni fa che credo che abbia scosso le coscienze come nessun altro. Se ne parla tanto, forse troppo, ma è giusto così. Io credo che sia arrivato il momento proprio di parlarne in tutti i modi in cui uno è in grado di parlarne. Senza criticare, perché ho sentito anche molte critiche alla sorella della ragazza che insomma sta esternando il proprio dolore nella sua maniera, però è giusto che se ne parli e finalmente anche le istituzioni, io vedo che la questione ha veramente toccato tutti, forse da qui in poi le cose potrebbero cambiare, io la sento così. Sono anche contenta che riusciamo anche a collegarci con l'ospite, dottor Romeo, col dottor Romeo, che può parlarci anche del lato di un'azione nei confronti appunto degli uomini, non solo un'attenzione a quello che possono o non possono fare le donne, ma è possibile uscirne ed è possibile che gli uomini ne escano e non solo che la donna scappi o la donna si difenda o la donna trovi un'alternativa, ma che l'uomo affronti questo problema. Allora, avvocato, lei dichiara Biscaro no alla tesi del disturbo psicotico. Secoli, che sarebbe lei, l'avvocato di Campeol, ribatte al psichiatra Franceschini: non si possono alleggerire le sue responsabilità. Ecco, mi sembra importante quello che lei ha dichiarato, perché
Queste sono le responsabilità, su questo devi rispondere. Ecco, questo uomo, ecco, cosa è stata la condanna? Perché noi non l'abbiamo ancora capito bene. Allora, non c'è stata nessuna condanna, infatti non possiamo né parlare di responsabilità né parlare di condanne perché il processo è in corso, quindi ci tengo a ribadirlo e per questo non ci soffermeremo molto sul caso specifico, certo, perché non è ancora stato condannato, per cui non. Quanti anni sono passati, scusi? È il 2021, quindi sono 2 anni ormai. Diciamo che in questo momento siamo nella fase in cui una perizia ha attribuito la responsabilità, la capacità di intendere e di volere all'autore del fatto, ma i giudici non si sono ancora espressi, quindi tutto potrebbe succedere, per cui non parliamo di condanne. In generale, quello che io ho voluto un po' sostenere è che sembra quasi che ogni volta che succede un fatto del genere nei confronti di una donna, o è colpa della donna, quindi ha accettato l'ultimo invito, non si è difesa, si è vestita male, ha bevuto, era un po' ubriaca, oppure ha fatto tardi la sera, insomma, sempre colpa della donna. Se invece non è colpa della donna, allora ci deve essere qualcosa che non va. L'uomo è incapace di intendere e di volere, l'uomo era confuso, l'uomo era eccetera eccetera. Anche con Giulia io ho già sentito delle teorie per cui il ragazzo sarebbe stato incapace al momento del fatto, ma in realtà può anche essere che ci siano degli uomini violenti, può anche essere che la colpa non sia né della donna né dell'incapacità mentale, ma che sia di una persona violenta. Era questo il senso dell'intervento, ovvero valutiamo le cose come sono, valutiamo i fatti come sono, senza dare una giustificazione per forza all'agire umano. Quello che è successo, anche se ieri il dottor Casteller, psicoterapeuta, ha detto: se dai una coltellata o 2 coltellate hai commesso veramente un omicidio, se muore grave. Se ne dai 20, ma forse non sei capace di intendere e volere e hai delle attenuanti. Ma è vero? Allora, no, ce lo spieghi bene, perché siamo rimasti tutte. Ecco, l'ho invitata apposta. Io non sono una psichiatra e ci tengo a precisare, però il consulente, per esempio, che ha partecipato alla perizia nel caso specifico di Biscaro, parlando in generale, ha proprio specificato che l'efferatezza di un reato non è sintomo di incapacità di intendere e di volere. Quindi un delitto può essere efferato perché una persona è crudele, perché una persona ha rabbia dentro di sé, non per questo deve essere considerato incapace. Ma io vorrei fare un esempio, tornando a qualche tempo fa, non so se ci ricordiamo, dei fratelli Bianchi. I fratelli Bianchi che hanno ammazzato in modo anche crudele il ragazzo Willy, ecco. Lì qualcuno ha parlato di pazzia, cioè lì qualcuno ha parlato di incapacità di intendere e di volere. No, si è pensato, poveretti, sentiamo la loro versione dei fatti. No, ci si è trovati di fronte a un omicidio efferato, un omicidio violento, e pur con tutte le garanzie del caso, perché ovviamente il processo deve essere giusto e tutti hanno diritto ad avere un processo giusto, ad avere le garanzie, ma nessuno ha cercato di giustificare questi 2 ragazzi. Allora, questa brutalità. La differenza qual è? Perché la vittima era un uomo e non era una donna? Allora, se la vittima è una donna, allora si trovano le giustificazioni. Se la vittima è un uomo, allora ci può essere il delitto efferato. Molto chiara, e ringrazio l'avvocata Secoli per questo. Abbiamo Antonio da Padova, prima di dare la parola invece al dottor Romeo. Vai Antonio! Sì, pronto, buongiorno Mirella. Buongiorno anche agli ospiti. Buongiorno. Beh, io dico, i tempi miei, e io guardavo anche Happy Day, che ragazzi e ragazze, ma io penso che una volta c'erano anche delle regole. Non penso che la gente stava fuori fino alle 3, alle 4, alle 5. Non penso che mia figlia avrei piacere che stesse fuori fino alle 4, alle 5, alle 6. No, bisogna mettere delle regole.
all'adatto orario ti viene a casa. Ma visto che è un paese di consumismo, perché è un paese di consumismo, tu cosa fai? Fai delle leggi perché dici è un periodo di crisi. Sì, dai, diamo la possibilità ai locali di lasciare aperti fino alle 5, alle 6, alle 7. Praticamente la gente va via con le valigie. Tu esci di casa, vai via con la valigia, perché star fuori 15-20 ore, Dio santo, ma per piacere, mi dai delle regole. Tu non puoi permettere che i ragazzini di 14-15 anni stanno fuori a notte inoltrata e vengano a casa alla mattina alle 6, alle 7, Dio santo. Ma una volta era così, una volta c'erano le regole. Ma io mi sognavo mai di venire a casa alle 6, alle 7 della mattina. Avevo già il mattarello, non Mattarella, il mattarello addosso che avevo, Dio santo. Ma è questa qui la società. Questa qui è una società di consumismo. Bisogna fatturare, e praticamente questo consumismo va a scapito dei giovani, perché tu vuoi fare fatturato, sì, basta che tu lasci i giovani in giro di notte fino alle... non ci sono regole, praticamente questa è la società marcia, e se c'è la società marcia non puoi pretendere che i nostri giovani vengano su belli, buoni, no, perché tu alla famiglia non aiuti Stato del cavolo. Io voglio avere l'aiuto, io voglio che i miei figli vengano a casa alla tal ora. No, tu Stato dai la possibilità a questi ragazzi qua di stare fuori tutta la notte. E poi dopo, perché non è mica vero che la notte porta consigli, non è vero. La notte porta delinquenza e ti vedi i nostri giovani come sono messi, poveretti. Guarda, a me mi dispiace perché io sono già anziano, ma vedo che la colpa è di questo Stato. Non c'è da fare, i nostri giovani li hanno da crescere e avere delle regole. E ho detto come ieri, è a una certa età mandateli a fare i militari, Dio santo, no che sono dei bammoni. Buongiorno e grazie. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio. Allora, Antonio Romeo, ecco, come commentiamo queste tragiche morti, questi uomini che fanno fatica a metterci la faccia, ad arrivare anche da voi che cercate questo cambiamento maschile di migliorare. Per fortuna adesso qualche giudice ha capito che se forse lo obbliga arriva, perché prima non arrivavano, l'ha detto lei, l'ha dichiarato lei. Com'è la situazione e qual è il suo punto di vista? Prego, dottor Romeo. Buongiorno Mirella, mi permetto di chiamarla Mirella perché ci conosciamo ormai da anni. E buongiorno all'avvocata Secoli, e sottolineo avvocata, le rubo 10 secondi per leggere cosa dice il nuovissimo vocabolario Treccani, settembre 2022. Ci sostiene la speranza che fra qualche anno una donna che abbia deciso di professare l'architettura, l'avvocatura o la medicina, o che vede nel suo futuro la direzione di un'azienda o di un'orchestra, o infine che intenda arruolarsi nell'esercito, dopo aver sfogliato le pagine di questo dizionario, scelga di chiamare se stessa architetta, avvocata, medica, direttrice, soldata, anche perché lo dice il dizionario Treccani. Ecco, credo che non sia una questione di lana caprina, quella del linguaggio, perché il linguaggio è il veicolo della cultura. E a mio avviso rimane fondamentale il problema culturale in ordine alla violenza sulle donne, e strategica, l'ho sempre detto, è fondamentalmente rivolgere maggiormente l'attenzione sui maschi, su noi maschi, perché tutto ciò che si può, si deve fare per le donne è sanissimo farlo, sempre di più. Ma ricordiamoci una cosa, se un uomo vuole uccidere la sua compagna, la sua fidanzata, la sua moglie, la sua amante, non gliene importa niente del braccialetto elettronico, dell'aumento delle pene, dell'allontanamento. Quindi con tutto il rispetto e la gioia perché finalmente lo Stato qualcosa fa, ma non fa ancora qualcosa nella giusta direzione. Adesso aspetto le nuove norme, però se le nuove norme vuol dire 2 ore all'anno di un esperto nelle scuole, non modifica niente. E fondamentalmente dal mio punto di vista, lei lo sa Mirella, è che adesso il signor Antonio di Padova portava una serie, secondo lui, di cause della violenza maschile.
faccio notare che la violenza maschile sulle donne c'è da 10.000 anni, quindi non c'era internet, non c'era la minigonna, non c'erano automobili, non c'erano discoteche. Allora, un problema che c'è da 10.000 anni forse ci dovrebbe far pensare che le attuali cause, che noi intendiamo essere le vere cause di questo problema, non lo sono. Perché non sono nate con internet o con la minigonna o con le discoteche o con la droga, con tutta sta roba qua. Quindi per me rimane fondamentale l'aspetto culturale. Ecco perché ho iniziato dicendo avvocata, perché noi abbiamo il mondo da sempre declinato al maschile. 10.000 anni fa c'era la dea madre e c'era una società in cui primeggiavano le donne, poi lentamente le hanno esautorate e ha preso piede il patriarcato e via discorrendo. Quindi questa cosa non è questa presunta superiorità maschile non è nel DNA, mi spiego, è nel nostro approccio culturale che ci portiamo dietro da tanto tempo e non riusciamo ancora a farne a meno. Come le dicevo una volta a Mirella, anni fa ho sentito un bambino di prima elementare dire alla sua amichetta di prima elementare: taci tu che sei una femmina. Non le ha detto sei brutta, sei grassa, sei ignorante, gli ha detto taci tu che sei una femmina. Ecco, questo taci tu che sei una femmina è quello che ogni maschio in qualche misura ha dentro di sé. Allora, avvocato, come commentiamo? Avvocata, come commentiamo? Avvocata. Tanto grazie per questa affermazione e io sono completamente d'accordo col dottor Romeo. E non solo c'è una considerazione culturale che è maschiocentrica, ma anche di fronte a questi fatti di cronaca che noi commentiamo, anche le donne come reagiscono? Reagiscono dicendo donna, non accettare l'ultimo appuntamento, donna, se usa un linguaggio violento con te, vattene via. Ma io credo che invece il messaggio non deve essere dato alle donne, deve essere dato all'uomo, cioè prima di dire non accettare l'ultimo appuntamento bisogna dire uomo, non chiedere l'ultimo appuntamento, uomo, se una donna ti lascia, lasciala andare. E io questo non l'ho mai sentito. Io vedo anche sui social che ci sono moltissimi appelli alle donne a denunciare, a lasciare, a non fidarsi. Io non vedo appelli che dicono uomo non picchiare una donna, ma proprio così, a lettere chiare, uomo non picchiare una donna. Io non vedo accanto al corso di autodifesa per donne, che è sacrosanto, benissimo, però non vedo accanto corso di gentilezza per uomini. Cioè, la donna deve anche risolvere il problema della violenza facendo lei qualcosa, quindi facendo il corso antiviolenza, non accettando gli appuntamenti, non fidandosi. Quando è che ci rivolgeremo agli uomini? E quando è che diremo, uomo, se una donna non ti ama più, lasciala andare? Dottor Romeo, però giustamente c'è un però. L'avvocata Secoli dice è l'uomo che deve muoversi, che deve capire di mandare dei messaggi veramente importanti, quella che è magari la gentilezza. Ma allora come commentiamo come questi consiglieri regionali e non solo, che si permettono ancora di difendere l'indifendibile e pensano anche di aver ragione, solo perché magari la sorella ha una maglietta che veramente a loro non piace, o certe frasi della sorella perché è politicizzata. Ecco, questi uomini che forse sono anche dei politici, perciò rappresentano anche un'istituzione anche importante che è la regione, che dovrebbero fare un passo indietro, almeno stare nel silenzio, come ha detto il procuratore Cherchi. Prego. Ma credo che l'avvocata Secoli mi abbia fregato gli appunti, perché diciamo le stesse cose. Guardi, su questi uomini cosa vuole che dica? Dovrebbero farsi aiutare a comprendere l'enormità delle sciocchezze che dicono. E come giustamente dice l'avvocata Secoli, il problema fondamentale, ma lo dico da sempre, dobbiamo spostare le telecamere, non solo quelle della televisione, tutte le telecamere della politica, della società, dell'economia, della chiesa, della psicologia, sul maschio. Perché ho detto sempre, se uno vuole sapere cosa prova
Totti, adesso non gioca più, a segnare gol. Cosa fa? Va a chiedere alla moglie, la moglie gli potrà dire: ciao, sei contento? Se chiedi a Totti ti dice come ha fatto gol, perché l'ha fatto, cosa provava, come si è allenato. Allora, se la violenza la faccio io su mia moglie, non ha senso che vai a chiedere a mia moglie, chiedi a me cosa pensavo, cosa provavo, perché l'ho fatta. Giusto? Quindi ormai a me appare banale quello che diciamo l'avvocata secoli di Dio. Il problema siamo noi maschi, punto. Qualsiasi cosa dicono, facciano le donne è irrilevante rispetto alla violenza, non facciamo confusione. Il conflitto di coppia è sano. Io espongo la mia tesi, mia moglie la sua, però non ci parliamo sopra, rispettiamo l'opinione dell'altro, nessuno vuole avere ragione e poi troviamo un compromesso. E quindi su questo non c'è problema, ci possono essere vedute diverse, ci possiamo arrabbiare, ma nel rispetto reciproco. Ma quando diciamo che nella coppia c'è la violenza, a quel punto la moglie non c'entra più. È come se un cuoco sul tavolo avesse tante spezie e poi c'è anche una boccettina e io leggo veleno. E no, dico: guarda, tu a casa mia non mi fai quella cena, ma dico io le uso tutte, no, tu quella no. Ecco, la violenza nella coppia non si usa e chi la usa ha la totale responsabilità della stessa, deve farsi aiutare per risolverla. Sì, ho capito, però il ministro Nordio, che io ho intervistato ancora quando era giudice, la prima cosa che ha parlato, ha detto: no, smettiamola di dire che ci vogliono nuove leggi, cominciamo a parlare di prevenzione. La parola che dovremmo usare è prevenzione. Ma se poi questi personaggi che sono veramente nelle istituzioni, con quello che si dice e quei femminicidi che abbiamo, continuano a mandare dei messaggi devastanti, a mio avviso devastanti, e nessuno li ferma, qualcuno addirittura li protegge, capisce bene che è l'istituzione che dovrebbe partire la prima prevenzione. È come quando apri la bocca e cosa dici e in che luogo ti trovi dove dici determinate frasi, oppure nei social, che sai benissimo che dopo 2 secondi questo social è visto da tantissime persone. È la prevenzione. Allora, che messaggi possiamo mandare allora a queste persone? Perché io parlo di persone, parlo uomo, donna, a queste persone, specialmente i giovani che ricevono questi messaggi. Capite che se allora dobbiamo iniziare a parlare di prevenzione, io direi di parlare anche di etica, che qualcuno magari anche in politica si è dimenticato di usare questa parola etica, sia doveroso. Prego, avvocata. Beh, chiaro che si sfonda una porta aperta se le istituzioni o le persone che hanno più visibilità fanno degli scivoloni come quello al quale tu accennavi. È chiaro che partiamo con un piede sbagliato, però a me sembra anche che, non vorrei sbagliare, ma che il governatore Zaia abbia preso le distanze da queste dichiarazioni. Ecco, ci mancherebbe. Quindi cominciamo da lì, cominciamo a capire che anche le istituzioni in questo momento, io per esempio ho sentito appunto il governatore Zaia su questo argomento, che era assolutamente in linea con quello che deve essere la distanza, no, da questi fatti, così come la Premier, che ha speso delle parole pesanti, ha parlato ha detto di essere molto addolorata, insomma sta puntando la luce su questi eventi. E come dicevamo prima e come io credo e spero, il fatto di Giulia non è uno dei tanti. Io credo che l'episodio di Giulia sia proprio la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso. È chiaro che se rimangono dei personaggi che hanno il maschilismo o comunque un atteggiamento di violenza e rabbia interiore, certo sono dei pessimi esempi, ma devono essere bloccati e si spera che le istituzioni facciano un po' di scudo contro le donne. Allora sentiamo questo a favore delle donne. A favore delle donne. Certo. Sentiamo questo audiomessaggio proprio di Giulia per capire che lei aveva capito che c'era il lupo dietro questo uomo, però non riusciva a staccarsi, aveva paura del lupo, lo aveva. Sentiamo l'audio. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso,
che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti, che adesso è iniziata l'Uni, a lui non frega di iniziare nessun corso, che passerà le sue giornate a casa forse a studiare, tutte cose così. La voce di Giulia Cecchettin in un messaggio inviato ad un'amica 39 giorni prima della sua morte, lo sfogo di una ragazza di 22 anni consapevole del fatto che sta vivendo una situazione difficile. L'audio è stato diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto. Nei secondi in cui Giulia parla si comprende la sua volontà di troncare in modo netto con Filippo Turetta, ma allo stesso tempo anche la sua grande gentilezza e sensibilità. La ragazza capisce che l'ex fidanzato la ricatta emotivamente. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto, e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo, e quindi questa cosa, con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa. E non so come sparire, nel senso, vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo, nel senso, non credo che lo farebbe, perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicato, piuttosto che a tipo dirmi che effettivamente potrebbe farle, però il rischio c'è nella mia testa soprattutto, e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa e non so come comportarmi. Guardate che è drammatico, veramente, se parlavo con l'avvocata Secoli, veramente sentire queste parole, questa ragazza indifesa che da sola non riesce a dire basta, che ha paura, ma che vuole anche salvarlo perché ha paura che si faccia del male. Questa è andata a prenderlo e aveva già i coltelli in macchina, cioè Lorenza, mamma mia. Prego. Ma io dico, la responsabilità di questo malessere, perché Giulia ci racconta di un malessere di questo ragazzo, ma la responsabilità deve ricadere su Giulia, deve ricadere su una ex fidanzata. La famiglia non si è accorta di questo malessere e comunque lui non poteva chiedere aiuto, doveva attribuire tutta la responsabilità a questa ragazza. Noi dobbiamo culturalmente essere abituate anche alla autoresponsabilità. Una persona sta male e deve trovare la forza di chiedere aiuto, non possiamo fare le crocerossine di tutti e soprattutto di persone con le quali non siamo più legate, come Giulia ha spiegato insomma in modo molto chiaro e drammatico, dicendo io non so che cosa fare, voglio sparire. E torno al discorso di prima, perché deve sparire Giulia per lasciare spazio a lui? Aiutiamo lui a risolvere i suoi problemi lasciando che Giulia viva la sua vita. Allora, dottor Romeo, l'ultima dichiarazione che abbiamo sentito, poi se è vera non lo so, ma è quella che hanno dichiarato quello che è successo in Germania quando lo hanno arrestato: ho ucciso la mia fidanzata, quando sappiamo benissimo che non era più la sua fidanzata, che si erano lasciati da tempo, che lei lo riteneva ancora un amico, che cercava anche di proteggerlo, ma come amico. Capiamo che per lui era questo oggetto di suo possesso, questa Giulia, e che lui reputava di poter fare quello che voleva. Ecco, con un ricatto anche psicologico devastante, a mio avviso, devastante. Prego, dottor Romeo. Guardi, dirò una frase che può sembrare brutta, cattiva, volgare. In realtà, quello che penso è che questo femminicidio è esattamente identico a molti altri femminicidi. Qual è la differenza? Che l'abbiamo vissuto emotivamente in modo diverso, perché la televisione, i mass media ci hanno, come dire, informato attimo per attimo, momento di momento, di questa tragedia che si intuiva che stava per accadere. In realtà, come si chiama? Filippo non è originale. Se lei va a leggersi le cronache o gli atti giudiziari, l'avvocato certamente lo saprà, degli altri femminicidi, quasi tutti si svolgono in questo modo. Ora,
cosa si poteva fare? Giulia dice cosa avrei potuto fare, tante robe. Dillo subito ai genitori di Filippo, parlare con i carabinieri, chiedere ai genitori di Filippo di farlo aiutare da un esperto, chiedere ai propri genitori di aiutarla, interrompere intanto qualsiasi uscita e qualsiasi contatto con Filippo, togliersi dalla testa qualsiasi forma di colpevolizzazione. Come diceva l'avvocata, la sindrome della croce rossina è meglio abbandonarla. Non è possibile, per non parlare dell'ultimo incontro, che ormai è perfino retorico, dire no, quando tu capisci che sei in pericolo, stai lontana e prendi tutte le prudenze e possibilmente dottor cerca Romeo, aiuto. lei invece aveva capito che era lui in pericolo perché lei aveva paura che lui si facesse del male. E qua la doppia maschera di Filippo, Sì, che ma lei poveretta aveva paura di lasciarlo perché lui si facesse del male. Sì, ma Mirella, questa è una costante di quasi tutte le donne, è una costante perché ci è stato insegnato e vi è stato insegnato che le donne hanno il dovere della relazione di cura con i figli, con il marito, con la casa, con la suocera, cioè tutta la cura di questo mondo è sull'aggrappone delle donne. Quindi anche una giovane donna ha questi sensi di colpa, lo vuole aiutare, lo vuole redimere, gli vuole bene, le dispiace. Tutto sto ambrada qua è un bagaglio pericolosissimo, ma ripeto, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quindi torniamo a bomba. Le donne devono essere prudenti, interrompere, denunciare, avvisare parenti e quant'altro perché gli diano una mano negli spostamenti, ma fondamentalmente se Filippo si faceva aiutare non l'avrebbe fatto. Lo dico con cognizione di causa, se permette, perché io ho visto centinaia e centinaia di uomini in incontri individuali, in incontri di gruppo, e quando arrivano tutti con queste fisime lentamente si ritornano dalla testa. Un signore che di cui non faccio il nome perché è noto alle cronache venete, che anni fa ha tentato di uccidere la moglie in un modo selvaggio, è stato condannato da alcuni anni di galera. La seconda sera che è venuto nel nostro centro ha detto: se fosse venuto qui prima non l'avrei fatto. È una persona intelligente, ha trovato un nuovo lavoro, è molto intelligente. La seconda sera aveva già capito tutto. Se fosse venuto qui prima non l'avrei fatto. Allora, Questo siccome il tempo è tiranno, devo correre. Avvocata, come commenta le parole del dottor Romeo? Ecco, mi lasci dire che continuo a confermare quanto dice il dottor Romeo, ed anzi ne approfitto pubblicamente per ringraziarlo, perché io stessa ho avuto dei clienti purtroppo rei di fatti di cronaca non piacevoli nei confronti delle donne, che però attraverso il centro gestito dal dottor Romeo hanno veramente ritrovato si sono capiti, come diceva l'esempio che ha portato lui, non so se si trattava di uno dei miei ex assistiti, persone che hanno veramente ricominciato una vita nuova, che hanno capito l'errore che avevano fatto, e quindi questi corsi qui sono assolutamente utili. Il percorso che viene proposto dal dottor Romeo e da centri simili, purtroppo troppo pochi, sono molto molto utili. La fermo un secondo perché abbiamo Silvano da Volpago. Velocissimo Silvano, perché sono in chiusura, vai. Buongiorno a lei signora Miliera. Buongiorno. E ai suoi ospiti. Io voglio fare, se va bene, quello che fa la nostra politica, il nostro Nordio, anche che è... Sì, voglio dirti, abbiamo bisogno dell'aereo di Stato per prendere quell'assassino. Grazie, devo chiudere perché se no non se la faccio. Avvocata, abbiamo bisogno dell'aereo di Stato per andare a prendere... Ma secondo me assolutamente no, anche perché è come se fosse un estradato di un qualunque altro delitto, e quindi no, dovrebbe seguire la procedura che si segue normalmente in questi casi. Non mi risulta che si utilizzi l'aereo di Stato per andare a prendere soggetti estradati per altri reati. Poi mi fermo. Allora, dottor Romeo, per lei, ecco, l'aereo di Stato sì o no? Perché poi, a parte che lo paghiamo anche noi su aereo di Stato, non ho capito il perché su questo caso, ecco, come dice l'avvocata, si va a prendere con questo aereo di Stato. Guardi, qui il problema lo vedo sotto un profilo economico, che sia una macchina, che sia un treno, che sia un aereo, è sempre qualcosa dello Stato. Sceglierei il mezzo più economico, ecco, tutto qua. Poi sa, gli esempi che ci dà spesso, troppe volte, la classe politica sono indifendibili. Purtroppo l'abito non fa il monaco.
Sì, però l'opinione pubblica si indigna ancora una volta, siccome l'opinione pubblica è molto attenta a quello che succede e veramente devo ringraziare perché sento dalle telefonate che ricevo tutte le mattine quanta attenzione che c'è verso anche certe dichiarazioni, capite bene che anche questo messaggio non è di sicuro qualificante. Come ci saluta, avvocata? Cosa vuole dire? Che appello vuole fare? Io voglio fare un appello agli uomini. Quindi all'uomo dico non chiedete l'ultimo appuntamento, agli uomini dico se la donna vi lascia lasciatela libera, agli uomini dico non dite alla donna nessuno ti amerà più di me perché ogni donna è degna di amore e quindi troverà probabilmente un amore oltre a queste persone e di se sentono della rabbia dentro di farsi aiutare. Grazie. Dottor Romeo, velocissimo, che appello vuole fare? All'avvocata Secoli di restituirmi gli appunti, a tutti i maschi di farsi aiutare, E con queste parole ringrazio tantissimo sia Lorenza Secoli, avvocata, segue il penale, ringrazio il dottor Antonio Romeo con che ha fondato questo centro per uomini maltrattanti e soprattutto ringrazio voi per aver capito veramente che dobbiamo stare uniti e fare comunità per supportare tutte le fragilità che ogni mattina incontriamo. Grazie, grazie, la posta di Mirella. Grazie. Thank you.